Antenna 3, ben ritrovati, eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dopo la messa che abbiamo trasmesso da Marghera del Patriarca Monsignor Moraglia. Una lunga diretta, quella straordinaria di oggi, che se non ci fossero stati gli eventi che purtroppo ci sono stati con questa epidemia di coronavirus sarebbe stata dedicata, come ormai consuetudine da tanti anni, alla trasmissione in diretta dello sfilamento della Dunata Nazionale degli Alpini, che era in programma proprio oggi a Rimini, San Marino. Come sapete la Dunata è stata rinviata ad ottobre e per ricordare comunque quelle grandi emozioni che tutti noi abbiamo provato assieme nel corso della lunga diretta dell'anno scorso, è stato deciso di riproporre lo sfilamento delle penne nere del Triveneto, che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:30 su questa rete, quindi rimanete sintonizzati anche dopo la fine dell'edizione straordinaria, prima della ripresa di quella pomeridiana, proprio perché sarà un pomeriggio davvero di emozioni intense, ripercorrendo tutti quei momenti che hanno caratterizzato lo scorso anno a Milano la Dunata Nazionale delle Penne Nere, con un particolare riferimento naturalmente agli alpini del Triveneto, in onda a partire dalle 14:30. Noi ora proseguiamo questa edizione continuando a parlare di economia. Abbiamo in collegamento Skype il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon, da Mestre, da Marghera, credo. Buongiorno. Buongiorno Ribon, grazie per essere qui con noi. Allora, voi proprio ieri avete reso noti dei dati relativi ad un'indagine che avete portato a termine sui costi del lockdown, in modo particolare per quelle aziende che continuano ad essere ancora chiuse, nello specifico del settore benessere, quindi parrucchieri, estetisti e del commercio, e sono delle cifre veramente importanti. Vuole un po' illustrarci, insomma, l'esito di questa ricerca? Sì, grazie. Noi anche questa volta abbiamo realizzato un'indagine, un osservatorio sugli effetti del coronavirus nell'ambito degli aspetti economici dell'economia. Abbiamo visto che ogni giorno di lockdown per il settore del benessere e i servizi alla persona vale 3,5 milioni. E se rimane questa situazione e quindi non si procede velocemente a una riapertura definita in tempi ragionevoli, il rischio è che la cifra salga fino a 200 milioni, che è una cifra enorme per un settore che comunque è parte integrante delle nostre città e delle nostre economie e che in qualche maniera può essere sicuramente utile a far ripartire anche il tessuto economico. Ricordiamo sempre, di 13.000 imprese e imprenditori che danno lavoro a quasi 30.000 persone, quindi dobbiamo tener conto che questi dati sono importanti e soprattutto hanno bisogno di riaprire per poter dare anche seguito ad una fase 2 che ormai è iniziata per molti, per quasi l'80% dei lavoratori, mentre per questi settori e quello del commercio al dettaglio sono ancora bloccati. Ecco, noi proprio nella prima parte della nostra diretta abbiamo sentito dalle parole del sottosegretario agli interni Achille Variati che dovrebbe essere veramente questione di poco per sapere esattamente che cosa accadrà. Molto probabilmente, diceva il sottosegretario, sono in attesa dei dati sanitari e di un confronto con le regioni che dovrebbe esserci domani, per poter valutare poi regione per regione l'andamento dei contagi e quindi decidere per un'anticipazione delle aperture che sia programmato e scaglionato, insomma, a seconda dei territori, perché ovviamente ci sono dei territori dove il virus sta procedendo molto più lentamente quindi l'epidemia sta lentamente calando rispetto ad altri dove invece la virulenza è ancora abbastanza elevata, come per esempio la Lombardia. E le anticipazioni naturalmente
naturalmente facendo tutti i dovuti scongiuri per il Veneto, sembra siano buoni, quindi molto probabilmente, diceva il sottosegretario, il 18 potrebbero riaprire anche parrucchieri, bar e ristoranti che secondo il DPCM precedente avrebbero dovuto aprire il 1° di giugno. Quindi insomma dovrebbe essere questione di ore. A voi risulta, avete avuto anche un confronto con il governo in queste ultime ore su questo? Sì, stiamo facendo tutta la pressione possibile, come può ben capire, per arrivare a chiudere questa parte della discussione con una data chiara, che è quella del 18 di maggio. Anche perché abbiamo visto alcuni territori hanno avuto insomma, la possibilità di riaprire in maniera precedente ad altri, e questa situazione qui ovviamente va calibrata territorio per territorio, però deve essere inserita in un quadro organico nazionale. Quindi fa bene a dire il sottosegretario Variati che va concordato con le regioni, perché nel momento in cui c'è questo piano qui, ogni territorio è in grado, come abbiamo dimostrato di fare anche nei passaggi sanitari e nelle azioni che sono state svolte in queste settimane, in questi mesi, di organizzare poi i dettagli. Noi abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri enti bilaterali e con la nostra organizzazione per sviluppare dei codici di autoregolamentazione, dei protocolli utili, suggerire a tutte le imprese alcune azioni da adottare. Adesso va fatto il passaggio formale, quello di definire l'ultimo pezzo, che può essere fatto solamente in un'ottica generale. I dati sono confortanti, io credo che l'atteggiamento delle persone sia responsabile e mi auguro che continui ad esserlo. L'altro elemento sul quale noi poniamo particolare attenzione è quello che riguarda la questione del considerare il coronavirus un infortunio sul lavoro. Noi questo aspetto qui l'abbiamo contestato da un punto di vista formale, da un punto di vista normativo, non può essere inserito con questa modalità qui, perché crea grosse perplessità e grossi problemi ai datori di lavoro che stanno facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza e la protezione a loro e a tutti i loro dipendenti. Ecco, peraltro proprio su questa questione ci siamo soffermati appunto prima nell'intervista al sottosegretario, perché è stato penso c'è un bimbo, sento una voce, no, sentivo prego. Sentivo delle voci di bimbi che gridavano. Allora, stavo dicendo appunto, ci siamo soffermati proprio su questo nell'intervista al sottosegretario Achille Variati, perché molte categorie imprenditoriali, l'abbiamo sentito ieri per esempio anche dal presidente degli industriali della provincia di Venezia, Marinese, questo aspetto insomma della misura legislativa che escluda la responsabilità degli imprenditori nel caso un dipendente contragga il coronavirus, visto che insomma questa tipologia è stata inquadrata come infortunio sul lavoro, quindi seguita dall'INAIL. Proprio a questo proposito il sottosegretario ci spiegava che questa misura è a tutela delle imprese, nel senso che se c'è un protocollo che verrà appunto definito in queste ore e l'impresa, l'imprenditore, il titolare insomma ha rispettato e ha seguito applicando quelle che sono le dispositive del protocollo, non potrà essere considerato responsabile di un'eventuale malattia del proprio dipendente, peraltro anche per la difficoltà insomma di dimostrare dove questa persona abbia contratto eventualmente insomma il virus, se sul luogo di lavoro piuttosto che in altri posti. Quindi anche come dire, uno stimolo e un modo per premiare chi è ligio alle regole e rispetta quelle che sono le indicazioni che vengono date. Risulta anche a voi insomma che sia così? Guardi, in realtà dal punto di vista normativo l'aspetto è poco chiaro, perché la norma era stata scritta per tutelare una situazione in ambito sanitario e quindi perfettamente chiara da questo punto di vista, però applicata a tutto il comparto rischia veramente di creare dei vuoti, delle difficoltà nel momento in cui succeda dei casi, perché
se da un lato ci può tranquillizzare l'interpretazione che dà il sottosegretario e quella che in qualche maniera tutti danno nel momento in cui ci può essere un caso di contagio in azienda, e quindi se uno ha rispettato i protocolli, ha creato tutte le procedure possibili, ha fornito i dispositivi, da questo punto di vista si sente esentato da eventuali problemi. Però in questa fase qui, dove le situazioni sono molte, ci possono essere anche azioni da parte di legali o comunque tentativi che in qualche maniera mettano in difficoltà e costringano il datore di lavoro ad entrare in tutta una dinamica di difesa che implicherebbe anche molti costi e molte difficoltà dal punto di vista procedurale. Sappiamo benissimo che in queste situazioni qui poi i tempi per dimostrare e per tranquillizzare una situazione poi sono lunghi. Cioè, se dovesse esserci un'accusa, da questo punto di vista il rischio rimane comunque problematico. Noi siamo perfettamente d'accordo sull'idea che vada tutelata la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle imprese, però devono anche essere messi i datori di lavoro nelle condizioni di non essere bersagliati da aspetti burocratici, da problematiche che potrebbero creare ulteriori problemi alla ripresa. Ecco Ribon, voi dopo le iniziative, le mobilitazioni insomma, che avete fatto nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali, come quella di accendere le vetrine delle botteghe con la consegna delle chiavi ai sindaci, avete appunto acceso nuovamente i riflettori sulle quelle che sono insomma, le attività che hanno a che fare con i servizi alla persona, in particolare appunto abbiamo detto parrucchieri, estetiste, tatuatori che sono stati insomma particolarmente penalizzati in questo avvio di fase 2. Secondo diciamo quello che è il vostro osservatorio, ammesso che possano riaprire a partire dal 18, quale sarà lo scenario che si prospetta? Perché molte aziende, soprattutto nel settore del commercio per esempio, sono molto preoccupate che al di là della data di apertura insomma del 18 ci possano essere anche dei grossi cali di quello che è il fatturato, perché magari le persone hanno comunque paura ad entrare nei negozi, piuttosto che, anche se comunque la gente andrà, le regole che verranno indicate circa il distanziamento delle persone ovviamente impongono comunque un afflusso di clienti decisamente inferiore a quello che poteva essere precedentemente. Molte botteghe per esempio dicono: noi a questo punto rischiamo comunque di chiudere, di non farcela anche se apriamo il 18. In questo settore, dal vostro osservatorio, la situazione com'è? Tenga conto che allora, intanto dovremmo vedere sicuramente gli ultimi aspetti pratici delle misure di protocollo per capire poi esattamente come organizzare il lavoro. Però da questo punto di vista c'è un elemento che potrebbe aiutare. Ci sono alcune rigidità legate alle aperture, agli orari, che sono determinate da una impostazione antecedente allo schema del coronavirus e alle problematiche legate al coronavirus. È chiaro che allargare gli orari di apertura, consentire un'apertura più estesa da parte soprattutto dei parrucchieri, delle estetiste, di questi centri, consentirebbe di reimpostare un'organizzazione del lavoro che necessariamente sarà diversa, perché tenga conto che per rispettare i numeri e gli ambiti che sono previsti nelle modalità che noi pensiamo insomma saranno, servono molte più ore di lavoro per poter soddisfare la clientela, e anche dal punto di vista per evitare gli assembramenti, per evitare il fatto che ci siano più persone che attendono al di fuori del negozio, cosa che dovrebbe essere in qualche maniera organizzata. Bisogna trovare delle formule organizzative diverse. Da questo punto di vista qua la buona intenzione c'è da parte di tutti, però tenete conto che è molto complicato e quindi ci vuole un periodo di rodaggio, cercando anche di togliere e abbassare tutti gli oneri, i cavilli e le zavorre che in qualche maniera possono pesare sull'impresa, che in questo momento non ha bisogno di questo, ha bisogno di provare a riorganizzarsi e a ripartire. Anche per quanto riguarda i bar e i ristoranti,
Dobbiamo evitare che ci sia una consegna all'esterno con degli assembramenti, dobbiamo evitare che ci siano problematiche dal punto di vista organizzativo, perché non dimentichiamoci che per tornare a una normalità serve anche un tentativo di organizzazione della vita che aiuti a far percepire questa normalità. Quindi un po' alla volta le problematiche andranno superate, però serve attenzione da parte di tutti. Sicuramente anche da parte dei clienti, che ovviamente dovranno abituarsi a questo modo di vita che sarà completamente diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati prima. Volevo farle anche un'altra domanda, Ribon, relativo ad alcuni altri servizi. Lei parlava adesso poco fa dei ristoranti piuttosto che dei bar, no, che faranno la consegna per asporto, ma per quanto riguarda determinate attività commerciali, come possono essere per esempio quelle legate all'abbigliamento, dove comunque il cliente era abituato ad entrare nel negozio e a provare per esempio l'abito, no? Come potrà essere compatibile con un'esigenza di sicurezza una cosa di questo tipo? Se poi l'abito non viene acquistato dalla persona che l'ha provato, come si fa a disinfettarlo, a sterilizzarlo, a rimetterlo nello stand affinché poi possa essere in qualche modo venduto a qualcun altro? Penso alle bancarelle dei mercati dove la gente tocca l'abbigliamento e la merce che è esposta. Come si può come dire, conciliare questo aspetto con l'esigenza di tutela della salute, secondo voi? Probabilmente cambiando anche i meccanismi che prima erano classici della modalità di acquisto e di vendita. Tenga conto, le faccio solo un esempio per capire quanto la problematica, ad esempio, dell'acquisto online e della prova in negozio era presente prima del coronavirus. Ci ricordiamo tutti che diversi commercianti avevano cominciato a mettere anche un obolo, un elemento, diciamo, che poteva in qualche maniera frenare la prova in negozio per poter poi, dove poi il cliente andava a comprare online. Certo, allora, soprattutto per le scarpe, no? Era accaduto in modo particolare per le scarpe. È successo questo? Sì. Ecco, adesso questa operazione qui è completamente mutata. È mutata perché il problema della prova, da un certo punto di vista, si stanno già attrezzando per utilizzare dei materiali, dei prodotti di pulizia o disinfezione immediata della prova del campione che viene utilizzato per il negozio. Tenga conto che anche qui c'è la possibilità di utilizzare dei campioni, questi campioni che in qualche maniera devono essere puliti e sanificati per misurare le misure, mentre poi il prodotto stesso confezionato viene consegnato al cliente. Qui c'è da inventarsi dei sistemi nuovi, ma qui su questo, tra virgolette, siamo preoccupati fino a un certo punto, perché la creatività e l'inventiva che hanno le imprese da questo punto di vista è fortissima. Devono essere trovate delle formule che aiutino questo tipo di nuova impostazione, delle formule che devono essere in qualche maniera facilitate anche da una sburocratizzazione che non c'è sempre nel nostro paese, che in qualche maniera allenta i sistemi. Chiaro, al mercato sarà difficile mescolare nei cestoni tutto il materiale come si faceva prima o vedere ammassate le persone alla ricerca dell'offerta migliore. Però possiamo trovare delle formule diverse, magari la verifica nel cesto va fatta con un distanziamento tra una persona e l'altra e nel contenitore non potranno esserci lo stesso numero di vestiti, ma ci dovrà essere un'organizzazione diversa. Da questo punto di vista qui abbiamo molto da reinventare. Però il primo problema che dobbiamo affrontare è il sostegno economico, il sostegno a tutte queste forme di lavoro che in qualche maniera si stanno riorganizzando e che hanno tutta la voglia di provare a rimettersi in discussione. Sicuramente l'inventiva degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori in generale non manca, l'abbiamo visto già in queste settimane, insomma, come la creatività anche per quanto riguarda per esempio i generi da sport si sia scatenata, no? Abbiamo visto delle cose anche molto simpatiche che sono state realizzate proprio comunque per incentivare le persone a ritornare ad acquistare certe cose con delle modalità ovviamente completamente diverse e in sicurezza.
sicurezza, chiaramente rispetto a quelle che sono state adottate in passato. Io la ringrazio molto, Ribon, per questo collegamento. Speriamo di sentirci la prossima volta con delle buone notizie, insomma, per il settore, certo. Soprattutto quella chiarezza che tutte le imprese stanno attendendo veramente con il fiato sospeso per le prossime ore. Grazie, buon lavoro a Matteo Ribon, a lei segretario della CNA del Veneto. Allora noi tra pochissimo torneremo a collegarci con Marghera, con la sede operativa della Protezione Civile, dove tra poco comincerà la conferenza stampa del governatore Zaia. Mi ha scritto proprio poco fa il collega Filippo Fois che si trova a Marghera. State attenti che stanno arrivando i pulcini. Il governatore l'ha annunciato proprio ieri, che avrebbero portato i pulcini, che sono nati grazie al dono di due bambini, uno del Trevigiano, uno del Padovano, che hanno appunto fatto pervenire alla sede della Protezione Civile queste incubatrici con le uova, dalle quali appunto sono nate i pulcini. Sappiamo che tanti bimbi stanno aspettando questo momento, sono arrivate molte letterine, insomma, di bambini che stanno aspettando questo momento per poter appunto vedere in diretta questi pulcini. 2 li abbiamo visti nei giorni scorsi, ne sono nati altri parecchi anche, quindi avremo anche questa sorpresa tra poco. Volevo poi ricordarvi che questa lunga diretta che appunto noi oggi stiamo trasmettendo, se non ci fosse stata l'epidemia di coronavirus, sarebbe stata ben diversa, perché avremmo dedicato questo spazio, come ormai consuetudine da molti anni, alla trasmissione in diretta della sfilata, dello sfilamento degli alpini per la 93esima adunata nazionale delle penne nere, che si sarebbe dovuta tenere proprio oggi tra Rimini e San Marino. Come noto, per l'epidemia di coronavirus l'adunata ovviamente è stata rinviata, non annullata ma rinviata molto probabilmente ad ottobre. Speriamo insomma che la situazione sanitaria consenta finalmente di vedere la luce da questa situazione così buia e di poter ritornare a partecipare anche a delle manifestazioni che prevedono un afflusso così importante di persone come appunto l'adunata nazionale degli alpini. Ma per ripercorrere quelle emozioni, per ripercorrere quei momenti che in tantissimi telespettatori veramente avete seguito nel corso degli anni passati, abbiamo deciso di trasmettere oggi pomeriggio, a partire dalle 14:30, lo sfilamento delle penne nere del Triveneto, appunto l'anno scorso nell'annunata del 2019 da Milano. Quindi l'appuntamento è alle 14:30. Noi ora andiamo a Marghera perché sta per iniziare la conferenza del governatore Zaia. Buongiorno a tutti, grazie, buona domenica e buona festa della mamma a tutte le mamme. Ognuno ha sicuramente modo di festeggiare oggi, e quindi un augurio a tutte le mamme per la festa della mamma. La mia fra l'altro fa anche gli anni, quindi a doppio augurio. Saluto a tutti quelli che sono in collegamento. Passerei subito alla lettura del bollettino e poi a alcune considerazioni. I tamponi sono 440.000, quindi si cresce alla grande e finirà che i coreani vengono a studiare il caso qui. L'isolamento, le persone in isolamento sono 5.014, sono 149 in meno rispetto a ieri, quindi se ne sono uscite altre 150 persone dall'isolamento. Il numero di positivi è 18.722, sono esattamente più 39 rispetto a ieri. Considerate che su questo, se raffrontate col tema dei tamponi, vuol dire che abbiamo fatto 39 positivi su 10.000 tamponi. I ricoverati sono 796, questo è il numero totale, però vi ricordo che nel bollettino ci sarà la distinzione già da ieri, in virtù delle nuove direttive. Intanto i ricoverati sono 26 in meno rispetto a ieri.
i 7,96 sono così composti, 408 sono positivi ancora, 313 sono negativi. Le terapie intensive 75, meno 3, quindi si scende ancora, delle quali 37 dei 75 sono pazienti positivi e 38 sono negativi. Totale 75, ma nel bollettino nazionale vedrete 38, cioè solo i negativi. Vedrete 37 che sono solo i positivi dei 75. I dimessi sono 2.986 e quindi sono più 26 rispetto a ieri, quindi abbiamo 150 persone che sono uscite dall'isolamento, abbiamo 26 che sono uscite dai ricoveri e abbiamo il calo anche delle terapie intensive. I morti sono 1.261, sono 9 in più rispetto a ieri e sono in totale... Sono 1657 in totale. I nati sono... Ma ti fotografi solo i morti? Perché? Io. Bravo. I nati sono 82. Fra l'altro ho avuto un sacco di critiche e ieri mi sono dimenticato i nati, ma anche ieri sono nati, e quindi dovete scusare, ma ieri mi è saltato un foglio. Guardate, considerazioni, sta andando bene, e merito è di Veneti che comunque hanno fatto i sacrifici in questi 2 mesi e continuiamo a avere il calo sia sulle terapie intensive che sugli isolamenti che sui ricoveri. E ovviamente il tema delle mortalità è un tema che pesa anche in Veneto, se pensate che insomma, questo tema ha coinvolto un po' tutti i comuni, tutte le realtà. Resta solo la grande preoccupazione di chiedere ancora una volta ai veneti di utilizzare i dispositivi, perché se si abbassa la guardia in questa prima fase finisce che fra 20 giorni, quando saremo a totale regime, o fra 10 giorni o fra una settimana, quello che è, finisce che è inevitabile che nessuno avrà più il dispositivo. Si gioca con la morte, perché finché c'è il virus c'è la possibilità di infettarsi e anche di fare infettare qualcuno. Quindi l'appello veramente che faccio è quello di utilizzare i dispositivi. Purtroppo non aiuta anche tutto questo complottismo che c'è in rete, che va a carezzare idee le più strane, no? Da quelle di dire che il virus è tutta un'invenzione degli stati, che queste sono tutte operazioni di comunicazione, piuttosto che si fa semplicemente perché bisogna far vendere farmaci alle aziende farmaceutiche. Guardate, io dico che si deve avere rispetto per i morti, abbiamo più di 1600 morti come avete visto, abbiamo messo a ferro e fuoco la sanità e la vera battaglia che abbiamo fatto è quella di riuscire a garantire a tutti le cure. Vi ricordo che ci sono paesi in giro per l'Europa che noi riteniamo anche più civili del nostro, a me sono concesso che sia vera sta roba, io ad esempio non penso che sia così, che addirittura non garantiscono neanche il ricovero a chi ha più di 70 anni. Ecco, vorrei ricordare che in Veneto questo non è mai accaduto, e non è neanche mai accaduto che un nostro medico si sia trovato nella condizione di dover decidere se prendere in carico un paziente in terapia intensiva oppure no, perché non aveva magari la disponibilità delle macchine. Quindi questo è quello che voglio ricordare. Abbiate pazienza e fate attenzione con l'utilizzo dei dispositivi, questo è fondamentale, è fondamentale. Voglio dirvi, poi prima di passare spazio alle domande, vi ricordo, guardate, un paio di cose ve le volevo dire. Tanto le donazioni che stanno crescendo assolutamente alla grande. Scusate, come sono perso. Le donazioni stanno crescendo alla grande, siamo ovviamente oltre i 57 milioni di euro e 37.400 donatori, 57 milioni e 37.400 donatori.
Ieri sera mi ha suonato il campanello un bimbo, ciascun Alex, 9 anni, mi ha portato questa mascherina che ha fatto durante il lockdown e sarà tutta cucita a mano. E oltre a questo mi ha detto che è un appassionato a un pony in un maneggio e i soldi che ha risparmiato per le lezioni non ci hanno dato, e sono 100 euro, me li ha portati, quindi ha versato anche 100 euro per il coronavirus, quindi ringraziamo Alex Cescon. C'è una bimba che oggi compie gli anni, Giorgia Bortolato, di 5 anni, di Zero Branco, le facciamo gli auguri. Per quanto riguarda poi i disegni, insomma, abbiamo sempre dei bimbi che ci scrivono, ci mandano disegni. Questo è fra l'altro un bel disegno di Filippo Pozzobon, di 11 anni, di Montebelluna. Ci ha mandato questo disegno che andrà a rimpinguare la raccolta di opere d'arte che abbiamo realizzate dai bimbi per la mostra. E poi infine volevo anche, visto che è una giornata di festa, abbiamo tutti i lavori, eccolo, poi ci ha mandato anche l'originale, e questo è un bimbo che è Clemente Ferro, di 4 anni, di Camponogara, quindi disegna anche bene per avere 4 anni, eccolo qua. Grazie per questo. Passerei la parola potrei anche anticipare io una cosa. Noi come governatori abbiamo sottolineato la difficoltà e anche l'incomprensione, se permettete, alla luce dei dati sanitari che abbiamo oggi, di pensare ancora che alcune chiusure possano permanere ancora per settimane. C'è stata con la comunicazione del Presidente del Consiglio l'ipotesi di pensare a questa fatidica data del 1° di giugno. Noi pensiamo che il 1° di giugno sia un'era glaciale, cioè sia troppo tempo. Pensiamo anche che, fatte salve ovviamente le indicazioni della comunità scientifica e il rispetto dei parametri che ci sono stati dati, questo deve essere sempre messo in calce nelle mie dichiarazioni e quindi nessun atto di irresponsabilità, però pensiamo anche che il punto di caduta sia il 18 di maggio per le aperture. E sto parlando di aperture di tutto quelli che sono i servizi alla persona, e quindi le parrucchiere, i barbieri, le estetiste, massaggiatori e quant'altro, di quello che sono le attività commerciali che ancora sono chiuse, pensate ai negozi di diversa natura, l'abbigliamento, tanto per citarne uno, ma insomma tutti i negozi che sono ancora chiusi, i centri sportivi e le palestre, ed infine ovviamente la mescita di bevande e alimenti, i bar e i ristoranti. Allora, per la Regione del Veneto, fatto salvo il rispetto delle indicazioni di natura sanitaria, e questo deve essere detto in ogni occasione, e con un assoluto senso di responsabilità, la Regione del Veneto chiede che si apra tutto dal 18. C'è una convergenza con molti, se non con la quasi totalità dei colleghi governatori, e c'è anche la volontà di procedere affinché questo si avveri. Penso che nella leale collaborazione tra le istituzioni, leale collaborazione che noi abbiamo sempre garantito sia come governatori e in particolar modo dal Veneto nei confronti del governo, facendo questo percorso in questi mesi di rispetto anche se spesso è stato difficile magari sostenere alcune scelte. Però abbiamo chiesto che il governo prenda in mano questa partita, la chiarisca subito, per cui abbiamo chiesto che urgentemente domani, lo farà il Presidente Bonaccini per conto nostro, visto e considerato che abbiamo chiesto al nostro coordinatore, il Presidente Bonaccini dell'Emilia Romagna, che è il Presidente della Conferenza delle Regioni, e sta scrivendo in questi istanti la lettera al governo per una convocazione del governo per domani assieme ai presidenti per definire questa partita. Guardate, è fondamentale che si deleghino le regioni. Ormai insomma i binari all'interno dei quali muoversi ci sono, quindi non c'è nulla da inventare, no? Ci sono le linee guida dell'INAIL, se non ci fossero ci sono le linee guida che la nostra regione ha già stilato per ristoranti, per barbieri, parrucchieri o quant'altro, che sono molto semplici, scritte da tecnici della sanità,
e penso che in questa direzione noi dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione è quella di delegare le regioni a provvedere all'apertura dal 18. Questo è quello che vi dico, questo è quello che vedrete in agenzia tra pochi istanti, ed è assolutamente il convincimento che abbiamo tutti noi. In particolar modo noi in Veneto sappiamo che il comportamento dei cittadini è stato assolutamente eccezionale e rispettoso durante i momenti di massima restrizione. Sappiamo che degli indicatori, grazie a un lavoro di squadra, i cittadini da un lato e dall'altro, permettetemelo dire in maniera importante, tutto il mondo della sanità, tutti coloro che hanno lavorato, oggi ci permette di dire che dal 10 di aprile da noi le curve sono tutte in decrescita, cioè in calo. Alla luce di questo noi vogliamo preparare l'apertura per il 18 di maggio. A supporto dopo della riunione che avremo domani e quindi da quello che ne scaturirà, adotteremo gli atti conseguenti. Prego, domande? Andiamo sempre in questa direzione. Boris, Albino, Emiliano, sapete già. Buongiorno Presidente, prima di aver fatto gli auguri alle mamme, io volevo anche ricordare, tra l'altro fra poco noi su Antenna 3 al termine della conferenza stampa trasmetteremo la parte triveneta della Donata Nazionale degli Alpini di Milano del 2019 in onore degli alpini, proprio perché oggi dovrebbe esserci stata la donata, e volevo chiedere proprio un pensiero per gli alpini. Sugli alpini. Ma guardate, gli alpini intanto perdono la Dunata, che è un grande appuntamento e lo si fa storicamente, tutti noi eravamo organizzati per andarci, quest'anno era a Rimini, spero la si possa recuperare perché è la festa del volontariato, lo si può dire, è la più grande festa del volontariato, 500.000 persone si riversano nelle strade della città che ospita. Io spero la si possa recuperare in autunno, fermo restando che dovranno essere cambiate ovviamente molte regole e avere la tranquillità da un punto di vista epidemiologico che non si metta a repentaglio la vita e la salute dei cittadini. E auspico anche che se ne faccia una breve qui in Veneto di adunata, visto e considerato che abbiamo chi, penso a Vicenza, abbiamo chi si è candidato. Attendiamo l'esito e le decisioni ovviamente del Comitato Nazionale, quindi del direttivo nazionale, però direi che l'alpinità, come dico io, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ringrazio gli alpini perché oggi parliamo di adunata, ma ricordiamo il ruolo degli alpini che hanno avuto con la protezione civile, con il tema dell'emergenza coronavirus e tutto quello che hanno fatto fianco a fianco con i nostri volontari, con i nostri sanitari e con la protezione civile regionale. Albino Salmaso. Bene, Presidente, volevo partire. Buongiorno, ciao. Volevo partire appunto dall'ultima parte dell'osservazione che lei ha fatto oggi e dalla richiesta delle regioni di anticipare al 18 tutto quello che il governo aveva fissato invece dovesse ripartire dal 1° di giugno. Ecco, se può elencare un po' più nel dettaglio tutte le categorie, forse questa cosa potrebbe tornare utile a noi e anche agli ascoltatori. Detto questo, noi oggi abbiamo intervistato il Presidente regionale degli albergatori, il quale appunto si dice estremamente preoccupato perché mancano tutte le linee guida per la riapertura del turismo e degli alberghi. Oggi c'è invece il Presidente Conte che in un'intervista ad un autorevolissimo quotidiano dice che andremo in vacanza, ma non si sa come, in che maniera e appunto con i dispositivi sanitari. La raccomandazione che faceva Micheli era quella che le regioni poi non aggiungessero ulteriori complicazioni. So che lei queste cose di solito le semplifica. Ecco, ci faccia capire se il 18 deve essere la data anche per rimettere in moto il turismo. Guardate, io penso che il 18 si debbano accendere i motori, si debbano riavviare i motori per quelle attività che sono ancora chiuse. Vi faccio anche un esempio che è un esempio pratico ma che dà l'idea anche della tragedia che si protrae. Noi abbiamo autorizzato l'apertura di molte imprese, pensate al distretto del mobile, ve ne cito uno per tutti, noi siamo forti, è uno dei distretti importanti a livello nazionale, quello del mobile in Veneto, è un distretto del mobile che vive in virtù delle mostre, ovvero dei negozi che vendono immobili.
e ci dicono noi siamo fermi di fatto con le produzioni perché non è che possiamo fare magazzini e riempirci di cucine piuttosto che di camere da letto o quant'altro quando sappiamo che i nostri clienti vengono intercettati e quindi hanno una risposta al loro bisogno di acquisto attraverso le mostre, le sale mostre, gli showroom e quant'altro. Quindi è fondamentale che noi si provveda da subito all'apertura delle attività commerciali. Quali sono le categorie al vino? Le categorie sono tutti i servizi alla persona. E i parrucchieri ormai sono diventati il simbolo di questa tragedia, insomma i servizi alla persona, gli estetiste, i parrucchieri, i barbieri e quant'altro. Poi i centri sportivi e le palestre, in modo tale che lo sport si possa tornare a ripraticarlo come lo praticavamo prima, ovviamente con gli accorgimenti, con tutto quello che ci vorrà e sarà possibile mettere in piedi, e dall'altro ovviamente il tema, oltre a tutte le attività commerciali, il tema delle bevande e alimenti, quindi il tema dei ristoranti e dei bar. Voglio anche ricordarvi che in questo momento siamo in un momento anche di sperequazione, perdonatemi, senza voler puntare il dito contro qualcuno, però è difficile, come dico spesso, spiegare a un negoziante che vende magliette che nel suo negozio di 40 metri quadri non può esercitare la sua professione e magari in un capannone a poca distanza da lui o da lei c'è un'azienda con centinaia di dipendenti che può operare. L'azienda deve restare aperta e non ha colpe, però è pur vero che ci vuole anche un criterio che dia una sostenibilità e quindi io penso che sia fondamentale. È uscito il Presidente Bonaccini, siamo usciti anche noi come governatori chiedendo ovviamente la convocazione urgente del governo e è confermata, vi dico che è confermata per domani, sarà presente il Ministro Boccia e da lì insomma ne verremo fuori con una soluzione. Il 18 è la deadline, no? Come si dice? La linea non della morte intesa come negativo, la morte della chiusura è l'inizio di un nuovo corso in quel senso. Il turismo sì. Quando si parla di alberghi e di ristoranti, cioè gli alberghi non sono mai stati chiusi, quindi formalmente potrebbero continuare a svolgere l'attività. Bar e ristoranti, ho detto. Ecco, sì, no, però dico gli alberghi, però se non ci sono le linee guida, dicono gli albergatori, noi non apriamo. Ecco, cosa può dire lei in tale proposito? Loro hanno ragione, noi le linee guida ce le abbiamo ben fisse in mente. Il governo sembra abbia già in mano una bozza di linee guida redatte dall'INAIL, però domani discuteremo appunto anche di questo, cioè noi vogliamo proporre che in mancanza di linee guida si deleghino le regioni a provvedere con delle linee guida. Considerate che il nostro Dipartimento di Prevenzione, con tutti gli uomini e donne della sanità del Veneto, le linee guida noi le abbiamo scritte. Quando io vi dicevo non voglio i bussolotti in plexiglass, perché dicevo che noi non li vogliamo in spiaggia, questo è il tema, e neanche dentro nei ristoranti, cioè non ci sarà mai scritto nelle nostre linee guida che bisogna fare i separé con il plexiglass nei ristoranti, si fa distanziamento 1,5 metri, 2 metri dal tavolo, si utilizzano i gel igienizzanti lasciati nei tavoli per i clienti, il personale avrà la mascherina e i guanti e finisce lì. Se qualcuno si alza dal tavolo andrà magari con la mascherina al bagno, ma finisce lì, punto. I 10 metri tra ombrellone e ombrellone li considera, come dire, una misura preventiva eccessiva oppure... Cioè guardate, se in un pullman dobbiamo stare a 1 metro, se in spiaggia dobbiamo stare a 10 metri, mi pare che non funziona tanto il principio, considerando che in spiaggia non abbiamo i finestrini chiusi. Cioè ci vuole sempre equilibrio e buonsenso, no? Se partiamo dal presupposto che il cittadino culturalmente ha già capito che siamo davanti a un virus, poi del resto andiamo avanti anche con un minimo di buonsenso, penso si risolvano un sacco di problemi. Mentre passo la parola a Denaro, vi confermo che è uscito in questo momento il Presidente Sì, ho visto. Confermato. Con la lettera? Allora, Presidente, scusami. Sì, prego. No, perché non te vedo. Non si vede niente. No, volevo chiedere, Presidente, 3 cose se mi è possibile. Allora, uno è il tema che so che è più che altro è delegato all'assessore Lanzarin. Apriamo tutto, però i genitori con figli sono lasciati alla buona volontà, insomma, mi sembra di capire. Questo è uno. Poi aprendo tutto, verranno aperti anche i luoghi di culto e quindi ci saranno aggregazioni di un certo tipo. Mi chiedo, e qui in Veneto è molto importante, il settore
fra virgolette degli spettacoli all'aperto, che fine, cioè se pensa anche a quello al 18. E per ultimo la sua affermazione di ieri sul virus, diciamo, manipolato in laboratorio, visto che ha generato molte reazioni. Quando dico qualcosa sempre genera. Vuol dire che qualcuno che viene ascoltato. No, dico, ci sono giornali che titolano l'ha detto Zaia e quindi il virus è stato manipolato, altri giornali che fanno, ecco, io volevo capire bene da uno spaccato di un paese, no? Ecco, se lei quando dicevamo di mettere in quarantena i bimbi delle scuole che provenivano dalla Cina, ci davano dei razzisti gli stessi giornali. Oggi parlare di quarantena o in posizioni inverse, ma anche molti cittadini, scusami se mi agito, no? No, io volevo solo chiedere se può specificare meglio quella sua affermazione. Sì, no, io ho capito che tu vuoi sapere questo, magari ti porti a casa un'altra notizia anche oggi. Ma non c'era niente, per cui avevo perso. No, al di là di questo, io trovo strano questo paese nel quale, cioè, se uno dice, cioè, propone un ragionamento, cioè propone una riflessione, cioè ci sia sempre qualcuno che ha da ridire. Cioè, io non capisco perché dobbiamo omologarci alla linea di pensiero, diciamo, data per assodata. Io ho semplicemente detto, se il virus si spompa con questa velocità, da quello che ho letto io nella letteratura scientifica, perché vedo un sacco di gente che commenta, ma ho l'impressione che non sappia neanche che cos'è un virus. Non sto parlando degli scienziati, sto parlando di anche alcuni cittadini, perché dai commenti si capisce che ha tanta confusione sulla testa. Allora io ho detto semplicemente, i casi sono, le valutazioni da fare sono, il coronavirus automaticamente nell'estate se ne va, non esiste l'influenza d'estate, giusto? O quantomeno sono rare le sindromi influenzali primaverili estive, soprattutto estive. 2, forse l'effetto della temperatura, perché anche c'è una corrente di pensiero che non è condivisa, vi ricordo. Ci sono virologi che dicono che il virus con il caldo se ne va, tanto è vero, visto che adesso faccio vedere che lo studiate ste robe, tanto è vero che c'è chi sosteneva che per le terapie bisognasse avere una temperatura alta nei luoghi dove si facevano le terapie, proprio perché il virus si inattivava in virtù della temperatura ambientale. Altri virologi dicevano no, la temperatura non c'entra niente, il virus non gliene frega niente della temperatura. Terzo aspetto, qualcuno può dire che ci può essere anche il fatto che naturalmente il coronavirus, come è arrivato, se ne va e quindi si spompa da solo. Quarto aspetto, c'è parte della letteratura scientifica, tra i quali semplicemente un premio Nobel che si chiama Montagnier, che ha avuto il premio Nobel per la medicina, quello che ha scoperto il virus dell'AIDS, ha avuto il premio Nobel nel 2008, che fa parte di una corrente di pensiero che in maniera non complottista ha detto guardate, io ho sequenziato il virus, è letteratura questa, ho sequenziato il virus, cosa vuol dire? Prendi il virus e lo guardi il suo filamento di RNA, l'RNA, no? Il virus del pipistrello, il famoso pipistrello, per il 98% ha la sequenza giusta e poi abbiamo visto delle microsequenze di virus, delle microsequenze, scusate, di RNA che sono la copia di quello dell'AIDS. Gli hanno chiesto a Montagnier, ma lei cosa pensa? Io non penso nulla, è probabile che qualcuno abbia anche tentato, lo dice lui, di tentare di produrre il famoso vaccino dell'AIDS che non si riesce a produrre, quindi usandolo come veicolo, che peraltro posso dire, cioè non c'è un'accusa a nessuno, cioè sono lavori di laboratorio, probabilmente se fosse vera la teoria di Montagnier, anche a fin di bene, cioè trovare il vaccino per l'AIDS. Ma da qui a fare i fenomeni senza sapere di cosa si parla, la dice lunga. Io ho detto, tanto è vero che vi ho detto forse, e ho anche detto poi questo è un mestiere dei virologi che vanno a sequenziare i virus, ma queste sono le spiegazioni, non c'entra niente, Zaia dice artificiale, io non sono un virologo, però ho l'obbligo, se uno mi fa una domanda, siccome mi è stata fatta ieri, di rispondervi e vi dire, guardate, lo scenario sul territorio è questo oggi, il territorio è il mondo scientifico. Fatevi tutte le vostre ricerche sui motori di ricerca e troverete tutte queste 4 versioni che vi ho detto. Vi basta come risposta o ve ne serve ancora? No, ma ne avevo altri La due. tragedia delle famiglie è autentica. Fra l'altro l'assessore Lanzarin ha fatto un lavoro strepitoso. Noi saremmo pronti anche per partire con dei servizi per le famiglie che comunque hanno la necessità
di avere l'accudimento dei minori, che non necessariamente può essere delegato a altri familiari o nonni, però ripeto, domani porteremo anche in riunione questo aspetto, perché se avessimo una liberatoria di natura scientifica, guardate che qui il Veneto si è mosso, al di là di tutti i commenti che leggo, si è mosso sempre con la validazione scientifica di tutto quello che abbiamo fatto, non facciamo gli apprendisti stregoni. Per questo mi sono un po' accalorato parlando del commento di ieri, perché io lo trovo assurdo da un punto di vista scientifico. Contestare quello che ho detto è un'assurdità. Uno può dire non è così, è da una considerazione scientifica, ma dire che uno dice, cioè, fa sparate, no, perché è scritto, ci sono pubblicazioni scientifiche. Quelli che mi stanno ascoltando, mettetevelo in testa, ci sono pubblicazioni scientifiche, ma non solo per il coronavirus, per molti virus nei quali ci sono sequenze che non appartengono a quella specie. Se volete continuo a spiegarvi il pipistrello, il 98% del virus del filamento che rispecchia il coronavirus del pipistrello, il pangolino e tutto quello che si è studiato su questa roba qua. E per quanto riguarda quindi le famiglie andiamo avanti con questa direzione, quindi domani si discuteranno queste cose. Emiliano. Buongiorno Presidente. Ciao. Senta, io so appunto della partita che state giocando e del pressing che le varie regioni, ultime Toti, lei, Federica, appunto con il Ministro Boccia. So che però una carta di risposta che vi ha posizionato sul tavolo è un dato, i 300 tra i lavoratori che si infettano quotidianamente in Italia. Era partito uno studio proprio qui in Veneto, mi ricordo. Lo stiamo facendo. Esatto, il dato dello 0,4% degli infettati. Volevo capire effettivamente come fosse da noi la situazione in modo da dare una controrisposta. Noi abbiamo 70. A questo dato. Allora, abbiamo testato i primi 1200 su 8 ditte e la percentuale di positivi è 0,4%. Sì, adesso vi diciamo, però abbiamo 70 imprese. 70 imprese per 13.000 che andremo da lunedì a testare. Abbiamo 70 imprese che cubano 13.000 lavoratori. Per ora è lo 0,4%, giusto? Lo 0,4% su 1.200. Volevo capire se fosse aumentato e quindi uno dice effettivamente o se fosse fermo. Adesso questa settimana sarà di screening totale per le 70 imprese, quindi su 13.000 lavoratori vediamo proprio uno studio scientifico. Grazie Presidente. Prego. Senta, parlando di buon senso. Poi vediamo anche quello sui farmacisti e consiglieri, Sì. la percentuale è bassissima. Sì, mi ricorda l'assessore giustamente, ma dopo facciamole dire all'assessore queste robe, e cedo il passo e poi lascio l'assessore. Perché noi abbiamo monitorato molte categorie professionali, quindi possiamo darvi il dato anche di tutte, anzi lo darà un giorno l'assessore, oggi però magari vi dà un accenno. Parlando di buonsenso, come lei ha sempre sottolineato, purtroppo ieri si è verificato in un comune dell'Alta Padovana una sanzione di 550 euro a danni di una 88enne, quindi una signora anziana, quindi una cifra esorbitante. Ma per cosa? Andava a trovare un'amica, quindi non ci sono i fattori. Ma guardate, guarda, io dico solo una roba, c'è una circolare del Ministro degli Interni che richiama al buonsenso. Cioè, è nata quella circolare per il caffè da 400 euro. Cosa volete che dica? Io non entro nel merito perché poi non so la storia e poi ogni volta quando commento mi dico ma il tipo era un pistolero, l'altro aveva il pitbull pronto per azzannarlo e tutte robe del genere. Non so. Però dico, torno al caffè i 400 euro, c'è stata persino una direttiva, una circolare del Ministro degli Interni, la Morgese, richiamando tutti a un minimo di come si può dire, di comprensione, cioè siamo peraltro in un contesto nel quale non è che stiamo applicando norme che dureranno 50 anni, cioè durano qualche mese, per cui no. Grazie. Prego. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, il 18 maggio potrebbe essere anche la data per gli spostamenti da regione a regione e seconda domanda, cosa pensa del MES? Potrebbe essere utilizzato per il nuovo ospedale di Padova? Ma guarda, il MES innanzitutto ti dico che questa è una partita del governo e con i presupposti che ci sono no, perché comunque il tema è che ci sembra di capire che abbiamo le condizionalità e i vincoli e quindi ho visto che faranno una discussione in Parlamento, quindi capiremo ancora di più su queste condizionalità, punto, mi fermo qui, però posso dire, lo chiedete a noi, ma il MES non è una roba che dobbiamo decidere noi, cioè andare a fare commenti su cose che poi oggettivamente
non riguardano la nostra amministrazione. Detto invece rispetto al tema della movimentazione, diciamo, interregionale tra regioni, se ne discuterà. Io non ho ben capito cosa voglia fare il governo, però per noi è fondamentale se riusciamo a garantire la sicurezza dei cittadini. Vi dico già che ho firmato una lettera, un accordo nel frattempo proprio ieri sera con il collega Fugatti di Trento, perché abbiamo dei comuni transfrontalieri che oggettivamente sono veneti ma hanno collegamenti e addirittura strade che si percorrono in parte in Veneto, in parte in Trentino, in parte in Veneto, cioè questi sarebbero continuamente in condizioni di commettere reato, perché comunque hanno proprio le strade che sono a pezzi di una regione, a pezzi dell'altra, quindi lì sì, abbiamo, nel particolar modo la zona del Primiero. Sia il divieto di andare in Lombardia e magari muoversi in tutte le altre regioni? No, non ho detto questo. Io sono convinto che sulla base di ragionamenti che abbiano un supporto scientifico lo possiamo fare con tutte le regioni, però vanno verificati. Io non vi so dire se sia problematico che un cittadino esca dal punto di vista sanitario, esca dal Veneto per andare fuori regione. I nostri medici ci dicono di no rispetto ai parametri che abbiamo, però è giusto che insomma si affronti anche questo tema della mobilità. Ad esempio io penso che rispetto alle province confinanti tra le due regioni, faccio l'esempio Pordenone e Treviso, ecco, ne cito una, e si dovrebbero magari incentivare già da subito gli scambi, perché poi sono scambi spesso affettivi, di contiguità, di sociali, lavorativi molto più intensi. Prego. Il collega Cesarano dell'ANSA chiede un giudizio sulle decisioni del governatore Totti. Pensa di seguire qualche suo esempio, cioè esempio della Liguria nella riapertura? Ma perché cosa ha fatto? Non saprei. Sta riaprendo alcune cose di... No, ma noi, guardate, con il governatore Totti io l'ho sentito 2 volte anche stamattina, tanto per dire, ho sentito Federica, ho sentito Bonaccini, insomma, ho sentito Fontana ieri sera, insomma, ne sento dei governatori. Però oggettivamente siamo sempre in linea, cioè la Liguria e gli altri governatori insomma, condividono, ma non la sfida, questa visione di poter avviare questo accompagnamento verso l'apertura. Un'apertura sullo sport e sulle seconde case che già qui da noi bene o male ci sono. Sì, ma vi ricordo che quelle sono cose che noi avevamo già fatto e alle quali lui si adegua oggi. Il collega Basso di TVA Vicenza, direttore presidente, parla di atti conseguenti se il governo non dà il via libera al 18 per l'apertura. Cosa intende per atti conseguenti? No, io intendo che comunque dall'esito della riunione dovremmo comunque poi fare degli atti conseguenti, perché ad esempio c'è il tema dell'avvio dei motori a basso regime prima dell'apertura di tutte le attività commerciali. Non è che tu puoi dire uno vai dentro lunedì 18 perché prima non ti puoi presentare, se devi sistemare il magazzino, sanificare, fare altre robe. Quindi guardate, abbia anche il direttore Basso la pazienza di attendere la riunione di domani, che sarà secondo me una pietra miliare rispetto a questi temi. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Presidente, mi pare di capire che il modello di previsione matematica stia rispettando quanto annunciato nelle scorse settimane. È così? Cosa si prevede per le prossime? Sì, guardate, Bottaccino sta seguendo da vicino, magari diciamolo subito. Non so se ci arriviamo. No, ma si sente la voce. Si sente? Sì. Sì, ci aspettiamo quello che abbiamo sempre detto, quindi per alcune settimane, come ha detto il Presidente, tutte le curve sono in discesa, quello dei contagi, quello delle terapie intensive, quello dei ricoveri ospedalieri in terapia non intensiva. Il trend è quello, basta vedere i dati anche di oggi sul numero dei nuovi contagi, nonostante facciamo più di 10.000 tamponi al giorno, vedete che insomma, i nuovi casi sono veramente residuali, per cui noi ci aspettiamo una riduzione, ovviamente che va verso il contagio zero, che richiederà un po' di tempo, però tutti i dati sono positivi.
Io non avrei altre domande, se i colleghi hanno altre domande da porre. Posto ragazzi? Se ha un atto di pazienza vorrei tornare sul MES. Prego. Perché lei ha perfettamente ragione Presidente quando dice che la competenza esclusiva è del Parlamento. Però se mai il Parlamento, speriamo, almeno io personalmente mi auguro che dica di sì a questi 36 miliardi, se appunto pare che possano essere erogati senza le condizioni che sono invece quelle tipiche del MES, il controllo sul deficit pubblico e quant'altro. Ma se dovesse arrivare via libera, ecco lei, e se questi soldi dovessero poi essere investiti in attività sanitaria, possiamo capire... No, guarda Albino, io mi fermo qua. Perché, no, perché le dico, mi permetta perché solo... voglio parlare di coronavirus, cioè volete portarci dentro sul discorso... Io ho già detto cosa penso e tu stesso nel fare la domanda hai usato la parola pare. No, certo. Mi pare anche a me. Ad esempio il governatore Toti dice che lui è d'accordo, che Cirio del Piemonte per me è fuori tema, ho già detto Albino. Perfetto. Perdonami. No, però una risposta ce l'hai, vi ho detto che al momento è no, cioè nel senso è no, togliamo anche al momento che poi ne fate discorsi anche sulla parola momento, no? Quindi è no perché le condizionalità e i termini dei trattati oggi ci dicono che questo sarà così, dopodiché viene fuori qualcuno la bacchetta magica, vediamo, ma posso dire, ricordiamolo ai cittadini, non sono decisioni delle regioni, perché sta passando l'idea che sono le regioni. Allora, se c'è dibattito a livello nazionale è giusto che ci sia, se lo facciano in Parlamento, ma questa è la posizione. Grazie Albino. Emiliano. Ancora? Proprio al volo, sai che io sono quello dell'ultimo al volo. Presidente, lei ieri ha detto, parlando dei fratelli, insomma, tedeschi, il Veneto c'è. Assolutamente sì. Le volevo chiedere, anche se un po' mi costa per orgoglio lombardo, insomma, ma la Lombardia è messa veramente ancora male. Avete richieste d'aiuto? C'è magari la possibilità di... No, guardate, io ho sentito anche ieri il Presidente Fontana, sono sul pezzo, ma non sono nella fase nella quale sono necessarie, ad esempio, sia necessario ad esempio intervenire con terapie intensive da fuori, sono in assoluta autonomia. Diciamo che da quello che so e che capisco c'è una situazione di contagio, ma non è una situazione drammatica come quella che conoscevamo dalle notizie dei giornali di un mese fa, di 2 mesi fa, quando era di metà marzo, insomma fine marzo. Non ci sono richieste d'aiuto in ambito sanitario, quindi? No, noi forse abbiamo gli ultimi pazienti, forse 5 o 6 pazienti lombardi o una decina, ma sono quelli che abbiamo preso in carico ancora settimane fa. Se ci sono ancora, perché alcuni erano anche non Covid, per cui non erano neanche coronavirus. Grazie Presidente. Prego. E fioccano ancora domande, poi sì, noi siamo letteralmente invasi anche noi da messaggi di telespettatori che stanno seguendo in diretta su Antena 3 per quello che ci riguarda la conferenza stampa e ci chiedono per esempio le scuole di ballo che non vengono considerate nelle attività sportive in cui comunque si può osservare un certo distanziamento, per esempio le prove dei cori, anche qui si può stare distanziati, se queste attività vengono conteggiate tra quelle che il 18 evitare potrebbero riprendere. E questa è la base, no? Ci sono queste altre... Quindi potrebbero riprendere. Adesso dobbiamo sbrogliarla tutta sta roba, è inutile che stiamo qui, perché sennò capite che ormai siamo entrati nel loop di fare tutti i ragionamenti, cioè noi non possiamo fare un abito su misura per ogni realtà, bisogna aprire, punto. Io lo vedo così. E anche l'economia sarà aiutata dal fatto che si riapre. Perché poi noi siamo come un formicaio, l'avete visto il formicaio? I bambini si vedevano, no? Formicai. Cioè, tu ci andavi sopra con le scarpe, eravamo un po' lazzaroni e si distruggeva. Il giorno dopo lo tornavi ricostruito. Questo è l'effetto Veneto. Noi siamo come le api, no? Le api operaie, alla fine facciamo un bel alveare. Albino ancora una richiesta. Sì, l'ultima Presidente. Ieri il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle ha tenuto una conferenza stampa e ha formulato una proposta, chiede che il Consiglio regionale attivi una commissione d'inchiesta per capire tutta la gestione delle case di riposo. Ecco, lei come giudica questa richiesta? Rientra nelle prerogative della Regione? La considera come dire una cosa utile, necessaria? Ma guardate, la vicenda è assolutamente specchiata per quanto riguarda la Regione. Qualcuno vuole fare la commissione d'inchiesta, noi non abbiamo mai negato a nessuno,
prima roba. Seconda cosa, vorrei ricordare che ci vuole però nell'attività, e questo lo dico perché se qualcuno pensa di fare ste robe per andare sui giornali sarebbe indegno. Allora voglio ricordare che tutta questa attività deve essere rispettosa dell'azione e del lavoro della Procura, che è l'unica realtà deputata a fare ste robe. Cioè si sappia, noi non la neghiamo perché ci sembra imbarazzante negare una commissione del genere, si presterebbe un sacco di illazioni o quant'altro, però si sappia che chi andrà a gestirla, siccome ci andrà anche il Presidente della Commissione sarà dell'opposizione, facciano quello che vogliono, si sappia che debbono avere rispetto del lavoro della Procura, come è stato fatto sui FAS, presieduto dai 5 Stelle, sempre presieduto dai 5 Stelle e anche sulle banche. Cioè, vorrei ricordare che c'è l'autorità, diciamo, deputata a indagare, che è la Procura. Qualcuno invece vive queste commissioni come 9 procurette fatte in casa. Ecco, io dico che che la commissione si metta allegata a doppio filo a Procura, non vada a fare intralci, perché mettetevi solo nei panni delle audizioni. Magari la Procura sta seguendo delle sue attività o quant'altro e arriva là un po' dei consiglieri che si mette a fare. Io dico è giusto che ci sia trasparenza, però sono preoccupato sempre quando sento ste robe del fatto che c'è qualcun altro che sta lavorando con serietà ed è la professione che devono fare. Per cui tranquilli che nessuno nega niente, non abbiamo mai negato niente. Bene signori, con questo... No, io vorrei... diamo la parola un attimo all'assessore. Vai un po'. Sì, all'assessore Lanzarin per i dati sulle spesa sulle 70 aziende. No, allora facciamo un po' di chiarezza. Noi siamo partiti col progetto pilota, che è quello delle linee guida che avevamo già presentato e poi condiviso con le osservazioni con tutte le parti sociali, e nella prima tranche c'erano 8 ditte del Padovano per circa 1200 dipendenti, e il risultato quindi con i test appunto che sono stati fatti a questi 1200 dipendenti è il risultato di casi positivi un 0,4%. Ci hanno chiesto molte ditte di partecipare a questa fase sperimentale, sono arrivate richieste per 70 nuove ditte, tutte le province, non solo Padova, e sono circa 13.000 lavoratori, e inizieremo da lunedì ogni provincia con i test su questi 13.000 lavoratori, quindi poi avremo anche questo dato. Si stanno concludendo, e questo Carlo mi sembra un dato può essere interessante, li facciamo elaborare anche i test sul sempre piano di sanità pubblica che noi abbiamo fatto a tutti i farmacisti del Veneto, farmacisti e collaboratori, alle forze dell'ordine, ai volontari della protezione civile, oltre a quelli che continuiamo a fare periodicamente sui sanitari. Potremmo sviluppare delle percentuali per categorie in modo da avere anche le categorie rispetto a queste fasce che sono state testate, quindi darvi anche dei risultati suddivisi su categoria. Grazie. Direi che sì, dovremmo già nei prossimi giorni fare dei piloti. Volevo dirvi un'ultima cosa, lo dico per i bambini perché mi ero preso un impegno. Abbiamo i pulcini, facciamoli entrare. E vi dico anche, in attesa del loro arrivo, ne sono nati 11, abbiamo avuto purtroppo un paio di problemi, ho dovuto fare la levatrice anche stamattina fra l'altro, sì, perché qualche guscio non si rompeva, per cui abbiamo dovuto aiutarli oggettivamente. Eccoli qua, sono strepitosi. Tanto scusa, questa è la gallina padovana, c'è una bimba. Avete visto le incubatrici? Questo l'abbiamo salvato. Così facciamo vedere i bimbi. Noi li abbiamo messi prima perché fa un casino, di qua corrono come i pazzi e tutto il giorno. Mangiano. Ecco, questo è nato per primo. Questo è il primo, quello che avete visto. Eccoli là. Volevamo dargli i bimbi, però abbiamo un sacco di richieste e abbiamo pensato che non è un momento per cominciare a fare anche questa attività, però vedremo di organizzare qualcosa con i bimbi, magari con degli altri pulcini. Questi vanno nella fattoria didattica della scuola enologica, non verranno mai mangiati.
E qua c'è uno spaccato di tutte le razze, gli ibridi, quindi questo è il merito del lavoro di Damiano e di Ivan, i due bimbi. Noi siamo riusciti 34 uova, giusto? Farne nascere, allora oggettivamente sono di 13 e 11 si sono salvati. Però sono informissimi, ma se voi li vedete correre è pauroso. Anzi, e ringraziamo Federico che li ha seguiti durante tutta la cova. Poi li ha anche trattati con l'antibiotico, tutto, e questi mangiano già, sono autonomi e si sentono, insomma. Vedete, giocano e fra l'altro... quindi i bimbi, dico, adesso avete questi, poi metteremo anche un video, Carlo, dei pulcini, magari ci aspettiamo anche dei disegni con i pulcini, visto e considerato che c'è la mostra, e quindi facciamo in modo di avere anche i disegni con i pulcini. Vabbè, abbiamo chiuso in bellezza la festa della mamma e grazie alla scuola enologica che si è resa disponibile nella sua fattoria di dati di dare un recinto, quindi non vivranno in gabbia, saranno nel prato della scuola enologica. Tra l'altro sarà anche bello vederli perché sono di razze totalmente variegate, per cui abbiamo degli ibridi, abbiamo di tutto dentro e insomma bene, e speriamo siano molte femmine che faranno anche uova oltretutto. Grazie e buona domenica, buona festa della mamma. Fategli un filmato poi qui da vicino quando noi usciamo, i bimbi sono interessati a sapere che fine hanno fatto le uova, l'incubatrice e tutto. Ci abbiamo fatto un'esperienza con questi pulcini. Però è stato bravo Federico perché non aveva mai visto un pulcino in vita sua. Non è un ragazzo di Carpaccio. Grazie, buona domenica. Ecco, allora siamo nuovamente in studio, avete sentito quelli che sono le notizie di oggi fornite dal Presidente della Regione Luca Zaia. State vedendo, eccoli inquadrati in primo piano, i pulcini che sono nati nella sede della Protezione Civile di Marghera grazie alla donazione delle incubatrici e delle uova da parte di questi due bimbi veneti, uno della provincia di Treviso, l'altro della provincia di Padova. Uova che si sono schiuse, appunto avete visto sono nati i pulcini ed era questo un momento che era atteso da tanti bimbi della nostra regione che appunto stanno seguendo quotidianamente in tutto questo periodo di isolamento anche le conferenze stampa appunto del Presidente Zaia. Moltissimi hanno inviato disegni, messaggi, molti hanno inviato anche delle piccole offerte proprio a favore della protezione civile del Veneto che verranno poi ovviamente utilizzate per la sanità. Allora riepiloghiamo un attimo quelli che sono gli aspetti dell'andamento dell'epidemia nel nostro territorio. Avete sentito all'inizio quelli che sono i dati di oggi forniti dall'azienda Zero, quindi li rivediamo insieme. Sono dei dati che testimoniano un progressivo calo dell'andamento appunto del contagio nel nostro territorio, dei dati quindi che fanno ben sperare anche in vista di quella che sarà la riunione che avete sentito ci sarà domani proprio per discutere con il ministro Boccia relativamente alle aperture delle attività che ancora al momento sono chiuse, quindi negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, palestre e quant'altro. A questo proposito il governatore Zaia si è detto favorevole all'apertura di tutto nella nostra regione, poiché gli indicatori sanitari che vengono appunto forniti sono positivi e testimoniano un trend in calo appunto dei contagi, così come anche delle occupazioni dei posti letto negli ospedali. Trend positivo che però deve essere confortato, diciamo, da quello che è il comportamento responsabile di ognuno di noi, di tutti i cittadini, e questo l'ha ribadito ancora una volta il Presidente della Regione, appunto affinché tutti utilizzino i dispositivi di protezione, la mascherina, quindi in maniera particolare. Continuano ad arrivare indicazioni, fotografie, messaggi con
la segnalazione in diverse parti della nostra regione di persone che comunque si muovono senza utilizzare i dispositivi, come anche di assembramenti non consentiti, soprattutto da parte di persone che consumano gli alimenti prelevati nei bar piuttosto che nei negozi, insomma, che sono aperti con l'asporto dei cibi, che non li consumano a casa ma li consumano fuori. Ricordiamo appunto che è vietato e che può costare delle sanzioni anche salate, ma al di là della sanzione dobbiamo anche pensare, appunto, questo l'ha ribadito il governatore Zaia, che è una cosa fondamentale nell'interesse di tutti, per la nostra salute ma anche per la salute dell'economia, perché qualora gli indicatori del contagio dovessero salire, naturalmente l'abbiamo capito e l'ha ribadito il presidente della regione, si tornerà indietro, si dovranno richiudere le attività e quindi soprattutto in questa fase, in questo momento, non ce lo possiamo assolutamente permettere. Vediamo quindi quelli che sono nel dettaglio i dati di oggi. Allora, per quanto riguarda le persone in isolamento, siamo a 5.014, in Veneto meno 154 rispetto a ieri. I positivi sono complessivamente 18.722 più 39 rispetto a ieri. Ricordiamo che sono stati fatti 10.000 tamponi, quindi 39 nuovi positivi su 10.000 tamponati. Le persone ricoverate sono in totale 796, meno 26 quindi rispetto a ieri, e il dato estrapolato, perché abbiamo capito insomma che da ieri vengono suddivisi tra positivi e negativi ricoverati, quindi 408 positivi, 313 negativi. Per quanto riguarda i ricoverati nelle terapie intensive sono 75, meno 3 rispetto a ieri, dei quali 37 positivi e 38 negativi. Quindi anche per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive, ecco, vediamo il dato, c'è appunto questa distinzione. I dimessi dagli ospedali veneti sono 2.986 più 26 rispetto a ieri. Le persone decedute sono 1.261 più 9 rispetto a ieri, con un numero complessivo di persone che sono decedute nel Veneto tra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di 1.657 deceduti a causa del coronavirus. I nuovi nati sono 82, anche questo appunto è un dato che viene sottolineato quotidianamente dal governatore Zaia. Allora, parlavamo delle messaggi e delle fotografie che ci arrivano continuamente in redazione, che sono arrivate appunto anche alla regione, relative alle persone che comunque, nonostante le continue raccomandazioni, non rispettano quelle che sono le regole. Vediamo quindi il servizio che abbiamo realizzato ieri a Treviso, con l'appello e anche il rimbrotto insomma del sindaco della città di Treviso Mario Conte ai cittadini affinché siano ligi nel rispettare le regole. Vediamo il servizio. Gente che mangia e beve appena al di fuori del locale, clienti in coda nei pressi dei negozi, a volte senza rispettare la distanza di sicurezza, sportivi che non indossano la mascherina anche se lo sport lo fanno tra la gente. Dopo mesi di chiusura la folla scende in strada, nelle vie e nelle piazze l'andirivieni è continuo, è comprensibile. Ma nonostante le prescrizioni si siano allargate, la guardia non si deve abbassare. A manifestare la sua preoccupazione è anche il primo cittadino Mario Conte. Sul suo profilo Facebook ha postato: da un lato sono contento che la città sia tornata a vivere, dall'altro vi chiedo un attimo di attenzione perché sto vedendo cose che non mi piacciono. E continua: i prodotti per asporto non vanno consumati fuori dal locale, ma vanno portati via. Si acquista la pietanza, la brioche, il caffè o il tramezzino e si consuma a casa, in auto, in ufficio, in luoghi che rendano impossibili gli assembramenti. Il sindaco poi si rivolge ai gestori dei locali. Loro devono garantire il takeaway con vaschette e coppette adeguate al trasporto e non al consumo immediato. Anche in diretta il primo cittadino ha voluto ribadire la sua preoccupazione lanciando un appello. Volevo anche fare un appello, approfitto di questo momento e della vostra disponibilità. Un richiamino, anch'io lo farei. Io sono un appassionato di corsa, no? E ho
francamente mi è capitato di vedere dei runner che magari ovviamente nel momento in cui tu stai correndo è giusto che non utilizzi la mascherina, però averla sempre a portata di mano, perché nel momento in cui o incroci delle persone oppure finisci la tua attività fisica, credo che sia corretto indossare la mascherina. E l'altro appello che faccio ai nostri cittadini è quello di non buttare lungo le strade, lungo i fossati o nei prati, guanti e mascherine. Per colpa di pochi rischiamo di tornare al punto di partenza. In parole povere si chiude tutto. Mi raccomando, conclude preoccupato. Ecco, questa quindi la situazione nel Trevigiano. Abbiamo sentito le parole del sindaco Conte. Vediamo ora il servizio che è stato realizzato ieri a Vicenza dai colleghi della nostra redazione, perché anche qui cominciano a ritornare gli assembramenti per lo spritz della sera. Vediamo quindi il servizio da Vicenza. Sicurezza a Vicenza, una questione reale fatta di atti criminosi, degrado o una questione di percezione? Dalla Prefettura di Vicenza, a seguito del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, dopo i recenti fatti di cronaca, vengono snocciolati numeri e percentuali che raccontano di una Vicenza sicura. Dal 1 marzo al 15 aprile 2019-2020 vi sarebbe una consistente contrazione dei reati, meno 70%. Calano i furti in abitazione, 104 nel 2020 contro i 445 del 2019. Lo stesso dicasi anche per gli esercizi commerciali. In materia di stupefacenti la musica non cambia, che in numeri significa 6 reati a fronte di 15 nel periodo in considerazione, numeri che stridono con la sicurezza, quella percepita dai cittadini. Un calo della criminalità? Ma penso no, perché sono venuti dentro nel mio cortile a rubarmi la bicicletta, quindi non lascio fuori neanche lo sdraio. A livello droga, a livello altre cose, né più né meno come prima, siamo circondati. Non posso venirmi a fare una passeggiata da sola e devo aver paura di qualcuno che mi possa fare qualcosa. I reati, quelli spiccioli, sono un po' aumentati perché nel mio condominio abbiamo riscontrato le frazioni in diversi garage. Sulla strada diciamo che c'è meno sicurezza perché si vedono vagabondare queste persone che non è che diano molta tranquillità. Intanto la fine o quasi del lockdown riporta la gente nelle vie e nelle piazze del centro storico. Complice il bel tempo e il take away, tra caffè e spritz da asporto, tornano le vecchie abitudini. Dalle 6 in poi, dopo il lavoro, da quando hanno iniziato a lavorare, spritz, aperitivo da spot, solo da spot, bicchiere di carta, il tappo e via. La gente si ritrova non sempre mantenendo le distanze e non sempre con le mascherine. Si ferma sul posto a consumare nonostante i cartelli esposti dagli esercenti e alla fine la piazza all'ora dell'aperitivo si riempie. Ecco, quindi questa è la situazione anche a Vicenza e si rinnova quindi ancora una volta la raccomandazione a tutti i cittadini a rispettare quelle che sono le regole per evitare il ritorno del virus e l'ulteriore diffusione del virus. Con le nuove norme appunto di distanziamento sociale ci sono anche dei problemi in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico a Venezia. Sentite che cosa è successo ieri sul battello che collega Venezia appunto al Lido, ed è stato il caos. Vediamo. Il battello attraccato a Santa Maria Elisabetta e diretto a Punta Sabbioni era per 400 passeggeri. A bordo erano 100 e poco più, ma quel poco più, pare circa una dozzina, in tempo di distanziamenti anticontagio da coronavirus, fa davvero la differenza tra poter partire o meno. Il capitano ha scelto di non partire, una decisione che ha generato 40 minuti di caos e discussioni concitati al limite dell'insulto fino all'arrivo dei carabinieri. Lui ha rispettato l'ordine di servizio impartito dalla direzione aziendale per il mantenimento del distanziamento sociale. Non aveva altra scelta. Nell'incontro che abbiamo fatto il 6 di maggio con l'amministrazione comunale abbiamo evidenziato che ci sono delle criticità e quindi abbiamo chiesto dei rinforzi da fare in maniera chirurgica nelle fasce, nelle punte orarie del pendolarismo soprattutto. Accorgimenti che però potrebbero rivelarsi insufficienti con le ulteriori riprese di attività previste dal 18 maggio. I sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto. La situazione potrebbe essere tale da rendere necessaria la presenza delle forze dell'ordine.
Quando i bavoretti sono pochi, per le note ragioni che conosciamo oramai tutti, e le persone hanno necessità di una mobilità, soprattutto nel comparto di acqua, perché nessuno ha ancora imparato a camminare sull'acqua, le persone poi, alcuni sono rispettose delle leggi, altri invece possono anche dare in escandescenza. Una parola tira l'altra e purtroppo poi succedono questi spiacevoli accadimenti. I sindacati del trasporto pubblico si sono confrontati con l'assessore regionale Elisa De Berti, manifestando anche la difficoltà che a volte si incontra nel far rispettare l'obbligo di mascherina ad alcuni passeggeri che salgono sui mezzi pubblici. Noi come agenti di pubblico servizio non abbiamo la facoltà di usare la coercizione. Certo inviteremo i passeggeri in questo senso, però sicuramente occorre l'appoggio e l'ausilio delle forze dell'ordine. Altra cosa che abbiamo chiesto all'assessore, la possibilità di valutare di aumentare la capacità di imbarco dei mezzi, analogamente come è stato fatto in Lombardia e a Milano, proprio per venire incontro alle necessità dell'utenza. Ecco, allora siamo in attesa di collegarci con il nostro inviato a Marghera all'unità di crisi della protezione civile Filippo Fois. Ci vuole ancora un attimo, quindi vediamo un servizio realizzato dalla nostra redazione di Belluno relativo alle raccomandazioni per chi va in montagna. No, è pronto Filippo, allora lo vedo in linea, quindi colleghiamoci subito con Marghera, Filippo Fois e Sandro Ponchio. Salve, buongiorno Filippo. Sì, buongiorno Marta, buongiorno, buona domenica, buona festa della mamma e io partirei facendo un po' il riepilogo di quella che è la fotografia che è stata scattata come d'abitudine durante i punti stampa alla protezione civile regionale su quella che è la situazione in Veneto per quello che riguarda il contagio da coronavirus, a partire dai tamponi che come sapete procedono al ritmo di 10.000 al giorno, siamo arrivati a 440.000 e i positivi al momento in Veneto sono 18.722, sono più 39, sono molto pochi in effetti, solamente una quarantina di persone su circa 10.000 tamponi che spesso vengono fatti anche in modo chirurgico, vale a dire in quelle aree, in quelle fasce di popolazione che sono maggiormente a rischio e si tratta oramai di focolai che sono stati circoscritti, quindi di persone che sono spesso anche in isolamento. Al momento tra l'altro gli isolati in Veneto sono poco più di 5.000 e sono in calo anche questi, sono 149 in meno rispetto a ieri. I ricoverati calano anche questi, siamo a 796 meno 26 rispetto a ieri. Di questi ricoverati 408 sono positivi e 313 negativi. Calano anche le terapie intensive che oramai sono abbondantemente scese sotto la soglia delle 175 meno 3 rispetto a ieri. Anche qui il dato dei positivi e dei negativi addirittura qua sono praticamente combaciano, 37 positivi e 38 negativi. Poi c'è stato anche il dato dei nuovi nati che come sapete accompagna da circa un mese i punti stampa, che sono stati 82 nelle ultime 24 ore. La conferenza stampa ha avuto forse il fulcro e quello che le regioni hanno chiesto ufficialmente al governo per voce del presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, che è anche presidente della conferenza delle regioni, e vale a dire delegare alle regioni le riaperture che si potranno effettuare a partire dal 18 maggio. Come sapete fino a qualche settimana fa c'erano diverse scadenze, una al 18, poi quella indicata per altre attività dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al 1° di giugno, aperture per esempio per quello che riguarda i parrucchieri, i barbieri, gli estetisti, i bar, i ristoranti che avevano creato un profondo dibattito anche polemico, visto che si tratta di attività che sono ferme oramai da 3 mesi. Ecco, da questo punto di vista la richiesta che arriva dalle regioni è quella di potersi muovere autonomamente a partire dal 18 di maggio, quindi tra pochissimo, a seconda di quella che è la situazione appunto nei vari territori nazionali. Sappiamo che qui è molto buona la facoltà alle amministrazioni regionali di poter decidere e stilare anche
anche dei protocolli sulle riaperture laddove non siano già stati previsti a livello nazionale. Questa diciamo che è la notizia del giorno. Bene Filippo, allora grazie mille, buon lavoro naturalmente a te e a Sandro, noi ci ricollegheremo con voi nel corso del pomeriggio della diretta che ricomincerà alle 18, perché lo ricordiamo ancora una volta, oggi pomeriggio a partire dalle 14:30 Antenna 3 sui nostri canali andrà in onda lo sfilamento delle penne nere del Triveneto durante la dunata delle penne nere di Milano, giusto un anno fa. Oggi infatti ricordiamo si sarebbe dovuta tenere la 93esima adunata nazionale degli alpini tra Rimini e San Marino e naturalmente per la nota emergenza sanitaria la manifestazione è stata rinviata al momento, quindi speriamo insomma che in autunno sia possibile rifarla. Nel frattempo insomma a partire dalle 14:30 potremo rivivere insieme tutte le emozioni di quella giornata di un anno fa. Grazie allora a Filippo per questo collegamento. Noi ora andiamo in pubblicità, restate con noi perché tra pochissimo parleremo di festa della mamma, parleremo di famiglie e di come le famiglie e le mamme si stanno organizzando in questo momento così particolare di emergenza. Pubblicità, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Oggi è la festa della mamma e di festa della mamma parliamo in questo periodo così difficile, così particolare per tutte le mamme, con asili e scuole chiuse, con tutte le mille difficoltà nel gestire la famiglia, il lavoro per chi lavora fuori oppure in smart working a casa. Parliamo di questo con due mamme amministratrici anche, che quindi si sono trovate in una duplice veste e in una duplice difficoltà a gestire e a coniugare insomma il ruolo di mamma con quello di sindaco e di assessore. Abbiamo infatti in collegamento Skype Rossella Cendron, sindaco di Silea, e Gloria Tessarolo, assessore al welfare e alla famiglia del comune di Treviso. Buongiorno, benvenute, grazie per essere state qui con noi in questa parte della trasmissione appunto che abbiamo voluto dedicare nel giorno della festa della mamma appunto a tutte le mamme. Allora io comincerei subito intanto chiedendovi come sono stati per voi questi 2 mesi abbondanti di isolamento con i bimbi, perché siete entrambe mamme di 2 bimbi piccoli. Beh, sono stati 2 mesi duri, a questo punto lo possiamo confessare, perché appunto la gestione sia casalinga sia dei bambini che appunto seguono le lezioni online, quindi si aggiunge anche questa partita. E comunque uno dei miei bimbi frequenta ancora l'asilo, ci sono comunque delle attività con cui le maestre sono rimaste in contatto con i bimbi. In più appunto noi siamo 2 genitori che entrambi hanno sempre lavorato e quindi la turnazione casalinga era mamma-papà. La mamma sindaco in questo caso poteva uscire quando papà delle forze dell'ordine rientrava e viceversa. E comunque come sicuramente Gloria sa e tutte le mamme amministratrici, non c'è un tempo per fare il sindaco, per fare l'amministratore. Sì, è un tempo dilatato, continuo, e quindi continue appunto telefonate, videoconferenze, mail, chat. Le chat, sappiamo perché io e Gloria siamo anche in alcune delle stesse chat, e quindi sappiamo che abbiamo lavorato H24. Chiaramente lo abbiamo fatto con il nostro spirito di servizio, mettendoci a disposizione. Personalmente non posso non dire che la famiglia non ne abbia in qualche maniera risentita, perché questo tempo dilatato e condiviso è stato a volte davvero complicato. Però appunto... No, prego.
ci siamo proprio resi conto di quali sono le vere priorità, e davvero la cosa bella è che i bambini sono resilienti per definizione. Loro si adattano a tutte le situazioni, anche se piccolini. I miei in particolare hanno 5 anni, Alessandro, e Sofia ha 7 anni, hanno capito benissimo la situazione. Noi abitiamo anche al primo piano, quindi abbiamo dovuto fare una quarantena particolarmente dura senza giardino, però ecco, loro si sono con spontaneità adattati alla situazione e ci hanno reso in questo senso le cose più facili. È incredibile anche come i bambini capiscono quello che succede, assorbono sia da quello che viene detto dai media e dai discorsi di noi grandi, dalle telefonate che appunto sono fatte alla fine nei luoghi di compresenza, quindi manca quel filtro di divisione che pur nel caso degli amministratori è molto permeabile, di lavoro e famiglia, e certo, quindi a volte diventa complessa. Quindi i bimbi, insomma, fortunatamente ci stupiscono anche in questo. Assessore Tessarolo, per lei come sono stati questi 2 mesi e passa appunto di isolamento tra famiglia, bimbi, comune? Sono stati mesi impegnativi, ma direi che forse noi mamme siamo preparate a gestire cose impegnative. L'unica cosa è effettivamente il cambio rispetto alla routine, quindi doversi riorganizzare rinunciando a quelli che sono gli unici 2 supporti che oggi abbiamo come mamme. Quindi da un lato la rete familiare, quindi i nonni, e dall'altro la chiusura di tutti i servizi. Io ho 2 bimbi, Giorgia di quasi 5 anni e Arturo ne fa 2 tra poco, e quindi anche con, come dire, un supporto scolastico molto ridotto perché non avevano le lezioni, e quindi siamo diventati dei genitori molto creativi, nonostante qualche suggerimento, soprattutto da parte della scuola dell'infanzia, perché ovviamente con il nido diventa molto più difficile, a parte qualche attività ludica e le storie, magari qualche suggerimento riguardante le letture. Poi c'era tutto da inventare, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' un salto indietro inventando giochi, e devo dire che a mio favore ha giocato il fatto che ho un grande giardino, quindi non oso immaginare Rossella, ma appena il tempo si è stabilizzato io ho avuto una grandissima valvola di sfogo. Il giardino è un luogo di scoperta fantastico e quindi con il bel tempo loro passano tantissimo tempo fuori. Certo, tra me e mio marito l'impegno è diventato importante, perché per quanto si lavori in smart working, come diceva Rossella, ci si possa organizzare la presenza, in questo caso a Casugana o nel mio ufficio ai servizi sociali, il tempo è davvero un continuum, quindi le telefonate, soprattutto in caso di emergenze, arrivano a qualunque ora, e quindi bisogna che tutta la famiglia si adatti un po' a quelli che sono i tempi del lavoro, in questo caso di mamma. Ecco, in questo momento diciamo ci sono moltissime richieste da parte delle famiglie, soprattutto con bambini, appunto, di aiuto, anche perché in vista di quella che sarà insomma l'ultimazione della fase 2, con l'apertura insomma anche di negozi, anche di tutte le altre attività insomma che ancora sono chiuse, rimane il grossissimo problema della mancanza insomma di strutture aperte dove poter portare i propri bimbi. Sappiamo insomma che nei comuni si sta anche molto lavorando a questo, per cercare di dare una risposta alle famiglie, sia perché non tutti hanno i nonni dove portarli, oppure anche perché in molte circostanze è anche sconsigliato insomma portare i bimbi a contatto, insomma a stretto contatto con persone anziane. Quindi diciamo, dal vostro punto di vista, come ci si sta organizzando per affrontare anche al meglio e a dare risposte alle famiglie in questo momento, perché insomma questa fase di difficoltà, come sembra di aver capito, insomma è destinata sicuramente a durare ancora per un bel po'. No, speriamo di no.
Insomma, le scuole fino a settembre non riapriranno e c'è un grosso punto di domanda, insomma, su centri estivi, asili e quant'altro, quindi insomma sono mesi ancora, no? No, dobbiamo passare di lavorare cercando di ridurre i tempi il più possibile e siamo per questo tutti in attesa delle famose linee guida per poter riaprire. Certo ci sono da fare dei distinguo anche in base proprio alle fasce d'età, perché ovviamente hanno delle gestioni molto diverse. Sui centri estivi c'è molta attesa, quindi aspettiamo le linee guida, ma nel frattempo so che tutti i colleghi anche degli altri comuni hanno avuto modo di sentirsi anche con le associazioni, con i GREST, con i gruppi parrocchiali, con chi genericamente lavora durante l'estate proprio all'offerta ricreativa e ludica, chiamiamola così, che si affianca a quella che è l'offerta educativa. Certo, prima ci danno delle linee guida, prima riusciremo a muoverci, perché immaginiamo che oltre a una questione di gestione degli spazi, dei dispositivi di sicurezza sanitaria e così via, ci sarà anche una necessaria formazione da fare, almeno a noi i volontari la chiedono di avere delle linee chiare di comportamento, oltre che di gestione di questo rientro a una normalità dopo una quarantena così lunga, e quindi come approcciare i primi incontri con i ragazzi, quindi anche da un punto di vista psicologico e pedagogico. Per prepararci al meglio abbiamo bisogno di avere tempo, e quindi speriamo che escano le linee guida, che vengano condivise, che ci arrivi qualche notizia dal governo quanto prima, in modo da poterci muovere per tempo. Noi siamo tutti allertati. Certo. Sindaco Cendron, dal suo punto di vista come ci si sta organizzando e quali sono anche le richieste che vengono maggiormente appunto formulate ai comuni da parte delle famiglie in questo momento? Guardate, non pensate che gli amministratori locali siano in stand-by aspettando le linee guida, come appunto diceva anche Gloria. Siamo in attesa delle linee guida ufficiali, ma ci abbiamo lavorato anche noi dando il nostro contributo, perché conoscendo il territorio per noi diventa facile mappare quelle che sono le varie realtà, gli spazi pubblici all'aperto, al chiuso, gli spazi privati, e quindi anche già lavorare in maniera programmatoria per poter capire di quanto spazio si dispone, perché sappiamo che quel distanziamento sociale che sarà obbligatorio, dovremo ridurre i nostri numeri e formularli in modo diverso, probabilmente piccoli gruppetti e con una turnazione diversa. Quindi i comuni, il territorio è già al lavoro per dare delle risposte. Chiaramente dobbiamo avere l'imprimatur di chi ci deve dare l'ufficialità, ma noi stiamo già tutti lavorando come Comune del Trevigiano, e ci tengo veramente a dire questo. E la pandemia ha creato un'unione anche tra le amministrazioni, al di là di quelli che sono i colori politici, per risolvere le problematiche concrete. E questo è davvero un problema che forse qualcuno anche a livello centrale si è posto con un po' di ritardo, perché come facciamo a riprendere a lavorare se non abbiamo, a lavorare all'esterno intendo, se non abbiamo dove lasciare i bambini. E quindi diciamo che in questo caso il territorio, le amministrazioni locali in accordo con la direzione sanitaria e anche con la prefettura stanno lavorando per rendere le cose più facili e tracciare già un percorso che appena avrà l'imprimatur sarà avviato. Ecco, approfitto anche di voi per chiedervi la situazione da sindaco e da assessore al sociale delle difficoltà economiche delle famiglie, perché anche questo è un aspetto, insomma, che non può essere sottovalutato in questo momento, soprattutto delle famiglie che hanno appunto dei bambini, delle famiglie numerose. In molti, sappiamo, purtroppo si sono rivolti ai comuni per chiedere un sostegno, per chiedere degli aiuti, ne ha stanziati anche
anche il governo, insomma incrementando anche quello che è il bonus per le babysitter, ma insomma ci sono anche ancora numerosi problemi che ci vengono segnalati anche dai molti messaggi, dalle molte telefonate che noi riceviamo qui in redazione. Assessore, a Treviso... Sì. Allora, a Treviso noi stiamo lavorando anche e nelle prossime settimane cominceremo a comunicare delle misure straordinarie proprio di sostegno alla famiglia, perché come diceva lei, avendo la delega al sociale ho una posizione privilegiata purtroppo per vedere quali sono le difficoltà, e oggi la difficoltà principale manifestata dalle famiglie è una difficoltà legata alla liquidità. Sono tantissime le famiglie che sono ancora in attesa di ricevere la cassa integrazione di marzo, e quindi 3 mesi di liquidità vuol dire non riuscire ad arrivare a pagare gli affitti o le bollette, e questa è la prima necessità che ci viene manifestata. C'è poi dall'altro lato anche un forte stress da parte delle famiglie. Oggi 6 famiglie su 10 hanno dichiarato di essere in difficoltà per quanto dicevamo prima con Rossella, cioè avere 3 mesi praticamente interi con una nuova gestione familiare, con dei carichi familiari importanti e soprattutto condividere gli stessi spazi con figli di diversa età, dovendo gestire la scuola, il lavoro, le preoccupazioni sia di tipo sanitario che anche di tipo economico per la famiglia, hanno sottoposto le famiglie a un grave stress, per il quale anche qui ci siamo mossi, e da martedì scorso, in collaborazione con il consultorio familiare del Centro della Famiglia, abbiamo aperto online, visto che l'online è stato svincolato e tutti oramai accedono a piattaforme, a dirette per qualunque cosa, dalla scuola al lavoro allo sport. Ecco, noi abbiamo aperto degli aperitivi pedagogici per genitori che possono accedere con un'iscrizione contattando il consultorio della famiglia in collaborazione con il comune, e qui ci sono 2 dottoresse, 2 pedagogiste che affiancano le famiglie in queste stanze in cui per fortuna si parla solo tra adulti e senza la presenza di bambini ad ogni ora, e quindi c'è anche un sostegno a quella che è la genitorialità, che in questa fase è stata messa a dura prova, laddove ci sono coppie, ma penso anche alle famiglie monoparentali e quindi monogenitoriali, dove il peso magari è ricaduto solo su uno dei 2 in maniera privilegiata, ovviamente. Certo, e che quindi si sono trovati ad affrontare una situazione inedita, magari da soli, con tutte le difficoltà che ne conseguono. Sindaco Cendron, a Silea la situazione? A Silea la situazione è altrettanto dura, e lo evidenzio con un dato. Faccio riferimento in particolare alle richieste che ci sono stati sui cosiddetti buoni spesa, che appunto sono, possiamo anche dire le cifre, su un comune di 10.300 abitanti come Silea sono stati messi a disposizione 54.000 euro. Nel giro di 4 settimane abbiamo praticamente 100 nuovi nuclei familiari che hanno fatto richiesta del buono spesa. Vuol dire che non sono i soliti 20-30 casi che il comune gestisce, e sappiamo che sono delle famiglie che hanno normalmente delle difficoltà, dei nuclei cosiddetti fragili, ma 100 nuove famiglie, visto il cambio di situazione, hanno avuto bisogno di chiedere il buono spesa, cioè il livello base dell'assistenza sociale, il cibo, mangiare. Questo ci fa riflettere su come sia davvero difficile prevedere i prossimi mesi di assistenza sociale, e questo ci ha dato il segnale di come servirà un'azione sia a livello di governo centrale, ma sia a livello anche di comune, investire sul supporto alle famiglie, sul supporto al territorio. Certo. Sia per quello che riguarda poi le famiglie, che sono il primo livello base, ma anche poi ragionare anche sul supporto alle imprese. Certo, allora volevo chiudere perché dobbiamo andare in pubblicità, proprio un flash di 2 secondi a testa, un messaggio alle mamme oggi. Gloria. Allora, io faccio gli auguri a tutte le mamme, a cominciare dalla mia ovviamente, che ha sentito questa
quarantena con grande difficoltà perché eravamo abituati a vederci spesso. Un augurio speciale, se posso, vorrei farlo a tutte le mamme che si sono occupate di cura, anche a chi si è occupato di ruoli più umili come le donne delle pulizie all'interno degli ospedali, ad esempio, quelli che noi riteniamo lavori più umili. E un augurio particolare e rassicurante a tutte le neomamme, a quelle che hanno avuto un bimbo fino a ieri, a chi lo avrà oggi e a chi dovrà accingersi a vivere un momento così speciale in un periodo così difficile. Ecco, è un augurio che vuole essere di tranquillità, state per fare la cosa più bella e avrete poi, vi cambierà la vita, quindi un augurio davvero speciale a tutte le neomamme. Grazie. Rossella Cendron, il suo messaggio flash alle mamme. Un augurio a tutte le mamme, alla mia ovviamente in particolare, ma io lo dedico a una persona speciale. Voi sapete che a Silea venerdì notte si è persa una ragazzina di 7 anni e la vicenda poi si è positivamente conclusa nel ritrovamento. Ecco, io voglio dedicare a questa mamma che ha passato veramente delle ore di grande angoscia e per poi poter riabbracciare, sorridere di nuovo e riabbracciare la sua bimba, la sua ragazza ormai. Ecco, per me parlare con lei è stato, come dire, diventare mamma di nuovo, perché il pensiero appunto di un figlio in pericolo è quello che fa affrontare a noi mamme qualsiasi cosa. Quindi un abbraccio a tutte le mamme per la forza che dimostrano sempre. Grazie, allora un abbraccio anche da parte nostra a tutte le mamme che ci stanno seguendo, grazie mille a Gloria Tessarollo e a Rossella Cendron per questo contributo molto bello nel giorno della festa della mamma. Grazie per essere state con noi, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi parleremo di alpini perché appunto, come abbiamo detto, quest'oggi era la giornata destinata alla Dunata Nazionale degli Alpini che per l'emergenza sanitaria è stata rinviata. Avremo quindi in collegamento il presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero e un alpino speciale, Giancarlo Gentilini. Restate con noi, a tra poco, pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Parliamo in questa seconda parte di alpini. Alpini perché oggi sarebbe stata la giornata della Dunata Nazionale a Rimini San Marino, la 93esima Dunata Nazionale delle Penne Nere che per la nota emergenza sanitaria è stata rinviata. Speriamo sia possibile appunto tenerla in autunno. Per rivivere le emozioni comunque di questa giornata, Antenna 3 ha deciso di trasmettere oggi pomeriggio alle 2:30 la sfilata delle Penne Nere del Triveneto dello scorso anno, della scorsa adunata a Milano, quindi la vedremo a partire dalle 2:30. Ma per parlare proprio di questo, di emozioni alpine, abbiamo in collegamento Skype un alpino della prima ora, Giancarlo Gentilini. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Tecnologicissimo, allora la vediamo collegato via Skype. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe collegarsi anche Sebastiano Favero, il presidente nazionale dell'ANA. Gentilini, allora, che cosa significa per lei questa giornata e questa festa sospesa, perché di fatto insomma è stata sospesa, anche se speriamo naturalmente tutti di poterla rivivere in autunno? Sì, cari telespettatori, io ho partecipato alla prima adunata nel 1957 come artigliere da montagna della Brigata Cadore e poi ho partecipato a quasi tutte le adunate. Oggi ho un grande dispiacere, ma vedete, questo dispiacere è mitigato da un momento di orgoglio, perché 2 mesi fa è iniziata un'altra adunata degli alpini, l'adunata degli alpini che ha dichiarato la guerra santa contro questo nemico subdolo
vigliacco traditore che sta mettendo in pericolo addirittura l'esistenza del popolo italiano. Vedi, noi alpini, appena abbiamo visto questo pericolo che si era ventilato nei confronti del nostro popolo, siamo scesi in piazza. Siamo intervenuti in tutte le necessità che erano evidenziate e continuiamo perché questa guerra santa non è ancora finita. Noi il nemico, questo nemico che chissà da dove arriva, lo dobbiamo distruggere perché a me interessa l'avvenire del mio popolo, l'avvenire dei nostri figli, dei nostri nipoti. E oggi facciamo particolarmente un intervento nei confronti di tutti noi nonni vecchi che siamo più esposti a questa iattura che sta mettendo in pericolo l'esistenza di tutto il mondo. Vedi, quando tu vedi gli alpini per le strade, negli ospedali, nelle case di riposo, ti viene al magognati nel cuore. Ma vedi, con questo intervento noi portiamo avanti la nostra trilogia: Dio, patria e famiglia. E quindi, caro Favaro, caro Presidente, non rammaricarti se non facciamo le sfilate come al solito, ma ricordati che questa adunata degli alpini dovrai chiamarla l'adunata del 2020 contro un nemico nascosto e vigliacco. Dovrà passare la storia come l'adunata per la vita, per la salute del nostro popolo italiano. Ecco Giancarlo Gentilini, sì, lei sottolinea proprio questo grandissimo impegno degli alpini, perché proprio in questa fase, insomma, di estrema difficoltà dell'emergenza sanitaria abbiamo visto come la protezione civile dell'ANA si sia messa proprio in gioco in primissimo piano a sostegno di tutte quelle attività che venivano richieste proprio per aiutare appunto ad affrontare l'emergenza coronavirus. Non dimentichiamo insomma che in pochissimi giorni gli alpini sono riusciti a costruire un ospedale da campo intero, l'abbiamo visto a Milano, l'abbiamo visto in tante regioni del nostro paese, anche qui in provincia di Treviso gli alpini sono riusciti in pochissimi giorni a rimettere al servizio della sanità veneta diversi ospedali che erano stati dismessi, per esempio l'ospedale di Valdobbiadene, il Guicciardini di Valdobbiadene in pochi giorni è stato tirato a lucido e ripristinato come nosocomio da utilizzare in caso di necessità, in caso di problemi. Insomma, la solidarietà degli alpini non manca mai, soprattutto nei momenti di difficoltà e di emergenza, e questo forse è il grazie più grande, no? Che viene da tutti i cittadini al corpo degli alpini. Vedi, in questo momento a me non interessano le fanfare, le sfilate. A me interessa solamente il pragmatismo, allungare la mano per aiutare il popolo italiano che ha una grande necessità che l'Associazione Nazionale Alpini sia la prima a disposizione di tutto il popolo. Ecco, non importa, caro Presidente, se non faremo più l'adunata anche in autunno, eccetera. Ma a me, con orgoglio dico, gli alpini sono sempre sul pezzo, come diciamo noi artiglieri. E quindi credo che questo sia un momento sacro per il popolo italiano, perché a braccetto il popolo italiano agli alpini d'Italia, quelli che veramente portano avanti i nostri ideali, gli ideali del nostro popolo, della nostra civiltà.
Certo, allora Gentilini, resti con noi, resti collegato un attimo, sì, perché adesso la regia chiama la pubblicità, allora rimanga lì, intanto vediamo se riesce finalmente a collegarsi il presidente dell'ANA Sebastiano Favero, linea intanto alla regia per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, stiamo parlando di alpini e di adunata degli alpini, adunata mancata in questo caso, in quella che doveva essere la giornata appunto dedicata all'adunata, alla 93esima adunata nazionale delle penne nere a Rimini e San Marino, sperando naturalmente che sia soltanto rinviata al prossimo autunno. Siamo in attesa di avere in collegamento anche il presidente delle penne nere nazionale dell'ANA Sebastiano Favero, abbiamo ancora in collegamento lo storico alpino Giancarlo Gentilini, eccoci qua. Gentilini, allora lei ha detto la sua prima adunata nel 1957 e poi le ha partecipate quasi una cinquantina, quasi tutte, insomma. Sempre, specialmente quando ero sindaco, aprivo la sfilata col tricolore, perché io sono sempre stato amante del tricolore, sai. Ecco, di tutte queste adunate, Gentilini, di tutte queste 50 e passa adunate che lei ha frequentato, qual è il ricordo più bello, il ricordo più emozionante che le è rimasto nel cuore? Nel cuore, guarda, ti posso dire che io ricordo con grande amore i muli che mi hanno accompagnato per 22 mesi di naia sotto come artigliere da montagna, perché mi hanno aiutato a superare tutte le fatiche, tutte le camminate, tutte quante le marce, e io posso ringraziare all'amico mulo che mi ha portato fuori e mi ha fatto capire cos'è la fatica che poi viene premiata dal grande affetto che ho avuto per le truppe alpine, e questo non lo dimenticherò mai. Vedi, io ho sempre detto che il mulo durante la guerra ha salvato moltissimi soldati, perché sentiva partire il colpo di cannone e allora si appoggiava sulla roccia e si fermava, e il colpo arrivava non da quelle parti, ma era la sentinella. Vedi, mi dicono, ma signor sindaco, non ha altri ricordi? No, io ricordo il fratello mulo, e questo qua lo capiranno anche tutti gli artiglieri da montagna. Vedi? Ecco, Gentilini, per quanto riguarda invece le adunate, appunto lei diceva ne ha partecipate così tante, quella che le è rimasta più nel cuore, so già la risposta, la possono intuire tutti, ma insomma ce lo dica lei. Io ho ricordato quella del 94, perché io sono stato eletto sindaco a dicembre del 94, ma ho vissuto in prima persona quella anche del maggio del 94, e poi quella che ho partecipato in presa diretta a Treviso. Ecco, sono le due adunate che io ricordo, e sai quel bello che io mi sogno con le truppe alpine. Le ho nel sangue, perché bisogna nascere alpini e avere questo DNA più forte di tutti gli altri, perché gli alpini sono delle persone che non dimenticheranno mai quel famoso trio Dio, patria e famiglia. Ecco questo qua. Ecco, in questa giornata, Gentilini, che messaggio vuole dare lei alle penne nere, a tutti gli altri alpini che sostanzialmente, insomma, ovviamente non hanno potuto godere di quella che è la tradizionale giornata della festa, insomma, del corpo? No, io richiamo tutti gli alpini a fare il loro dovere, perché il dovere alle volte costa fatica, ma credo
che sia un DNA che fa parte proprio delle truppe alpine. Quindi l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi. Cercate di trasmettere a tutti quelli che avvicinano queste cose che io ho sempre cercato di trasmettere a tutti quanti. Gli alpini, ricordatevi che questa adunata è una adunata particolare, una che vi terrà fermi, vi terrà occupati per giorni e notti, perché non sappiamo quando finirà questa iattura che è piombata su tutta Europa o su tutto il mondo. Ma quindi state parati, siate pronti a essere sempre a disposizione del popolo italiano, perché l'importante è quello, essere a disposizione delle nostre generazioni, specialmente quelle future, perché altrimenti non c'è futuro e io non voglio che i nostri sacrifici, che i sacrifici dei nostri combattenti siano vanificati. Io ho bisogno di voi che siate sempre vicini, anche se purtroppo l'abolizione della naia mi ha distrutto quella forza vitale che era alla base della civiltà italiana. Ecco, allora abbiamo finalmente in collegamento il presidente dell'ANA, Sebastiano Favero. Buongiorno presidente. Mi sente? Buongiorno a Eccoci voi, qua. ai nostri telespettatori, a tutti gli alpini. Buongiorno anche al nostro grande Gentilini. Ciao Presidente. Allora, ciao. Allora, in questa giornata, insomma, è una giornata molto particolare per tutte le penne nere. Avremmo voluto dedicarla ovviamente alla trasmissione in diretta di tutto lo sfilamento a Rimini, così come è stato, insomma, per tutte le adunate precedenti. Purtroppo non è stato possibile. Come state vivendo voi questo momento, Presidente? Beh, veramente con un po'. Diciamo tanto rammarico perché l'adunata per gli alpini è il momento importante. Pensi che per noi, per tanti di noi, la conta dell'anno non è quello solare, ma va da un'adunata all'altra, perché è il momento di incontro, è il momento di condivisione, è il momento in cui si ritrovano i vecchi commilitoni, è il momento in cui anche l'associazione insieme ribadisce i propri valori, e credo che sia sì una festa, ma sia una festa che ha il ricordo, che ha l'affermazione e l'identità di un'associazione come la nostra, me lo lasci dire, che è sempre, in ogni caso, in guerra e in pace, pronta a fare il proprio dovere. Ecco, Presidente, un'adunata, la 93esima, che non è stata annullata né sospesa, insomma è stata rinviata, quindi insomma voi avete ancora questo ottimismo, questa speranza di poter in qualche modo tornare a vivere questo momento tutti insieme, con quelle che saranno le prescrizioni naturalmente che verranno determinate per quel momento. Io quando l'abbiamo deciso ai primi di marzo è stata una decisione tra l'altro condivisa con la città di Rimini, con la Repubblica di San Marino, con la regione Emilia-Romagna. L'abbiamo fatto anche per lanciare un messaggio di speranza, un messaggio di fiducia che la pandemia possa passare presto. Evidentemente la cosa poi ha avuto l'evoluzione che tutti purtroppo noi sappiamo, e mi lasci dire qui e mi lasci fare un ricordo di tutti gli oltre 30.000 che sono morti in questa pandemia. Ma tra questi tanti nostri alpini, come diciamo noi, sono andati avanti. Li vogliamo ricordare in questo momento e vorremmo proprio di poter fare un'adunata in sicurezza, ma per ricordare anche questo avvenimento, per ricordare questo momento nel quale comunque gli alpini hanno risposto ancora una volta presente e si stanno ancora impegnando in tutta una serie di interventi da piccoli a grandi per cercare di alleviare i sacrifici e le difficoltà
che la nostra gente in questo momento subisce. Certo Presidente, naturalmente speriamo tutti quanti di poter rivivere quei momenti con il pensiero appunto a tutte queste persone che ci hanno lasciato, molte delle quali molti degli anziani, soprattutto nella Bergamasca, sappiamo fossero anche degli alpini. Allora noi dobbiamo chiudere questo collegamento per lasciare proprio spazio alla sfilata delle penne nere del Triveneto di un anno fa, giusto un anno fa a Milano, quindi io ringrazio Giancarlo Gentilini, ringrazio Sebastiano Favero, presidente dell'ANA. Devo salutarla Gentilini perché abbiamo proprio esigenze di palinsesto, quindi grazie ancora. Volevo salutare il Boccia perché ha fatto la naia dopo di me, ma volevo dire non cruciarti, perché questa è una dunata nata 2 mesi fa, è la vera dunata, perché questa non è un divertimento, ma è per salvare il popolo italiano, ricordatelo. Grazie, allora, grazie mille, grazie a Gentilini. Grazie mille. Grazie Presidente anche a lei e a tutti quanti, insomma guardate, rivivete quelle emozioni dell'anno scorso tra pochissimo su Antenna 3, l'edizione straordinaria ritorna alle 18, arrivederci.